da me. Buongiorno, buongiorno, 5 minuti. Perché questa canzone? Perché sono minuti importantissimi. Questa mattina parleremo che delle volte basterebbero veramente 5 minuti di riflessione per capire che puoi fare qualcosa, che puoi donare qualcosa. 5 minuti, forse tutti dovremmo fare riflessione ed avere 5 minuti per aiutare qualcun altro. Ne parleremo questa mattina con la dottoressa Diletta Troian, direttore Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, molto importante, presidente Associazione Italiana Banca dei Tessuti. Grazie dottoressa Troian di essere qui con noi, molto importante quello che ci racconterà la dottoressa Troian, perché tanti non sanno neppure che c'è la Banca dei Tessuti, dove sono queste banche dei tessuti, anche nelle loro città magari. Grazie dottoressa. Abbiamo anche Alessandra Fior, collegata con noi da Faenza, Emilia Romagna, triatleta amatoriale. Buongiorno, buongiorno Alessandra. Buongiorno. Buongiorno Mirella, buongiorno alla dottoressa. Buongiorno. Grazie. Lei conosce la Banca dei Tessuti? Allora, per certi aspetti sì, da un punto di vista odontoiatrico ne ho sentito parlare, però per altri aspetti no. Oggettivamente anch'io ne sono abbastanza sconosciuta. Allora ho fatto bene a invitare questa dottoressa giovane, molto preparata, che ci farà capire anche cos'è questa banca importantissima dei tessuti che abbiamo magari nelle nostre città e non conosciamo. Prego dottoressa Troian. Beh, allora intanto ringrazio tantissimo per l'opportunità, perché appunto come dicevate giustamente la Banca dei Tessuti è una realtà che effettivamente spesso non è conosciuta ai più. Allora niente, che dire, le banche dei tessuti ne esistono molte in Italia in realtà, ovviamente con molte differenze fra loro perché hanno storie diverse, ma il fine ovviamente è sempre lo stesso, quindi permettere alle persone decedute o vive, perché poi magari ne parleremo, anche da vivo si può donare, di appunto donare
una parte, diciamo, di se stesso che non serve più, oppure purtroppo sei deceduto più parti di tessuto, e poterle così appunto incanalare nella nostra attività per poterle processare, quindi vengono analizzate, rese sicure, decontaminate e crioconservate. Quindi il vantaggio, diciamo, dei tessuti è che, a differenza degli organi, non è necessario trapiantarli immediatamente, anzi è obbligatorio farli passare tramite una banca, proprio perché, non essendo considerati salvavita, dobbiamo fare tutta una serie di test microbiologici, sierologici, anamnestici, per garantire la massima sicurezza e la miglior qualità possibile per il tessuto che comunque andiamo a trapiantare. Ovviamente ci sono dei tessuti che comunque sono considerati salvavita, nel senso che non ci sono alternative terapeutiche. O spesso, esempio la cute o la membrana amniotica per i grandi ustionati, oppure le valvole cardiache per soprattutto pediatrici. Collaboriamo moltissimo con i centri più grossi italiani, penso al Bambin Gesù a Padova, oppure appunto al centro cardiochirurgico di Padova, che magari hanno problemi nell'avere una valvola animale o meccanica, ancora peggio, perché prevede tutta una serie di terapie farmacologiche che il tessuto umano non prevede, e quindi per loro rappresenta l'unica possibilità terapeutica, e quindi in questo senso sono salvavita. Noi nasciamo all'interno dell'ospedale di Treviso, del Cafoncello. Perciò a Treviso c'è la banca di tessuti. Sì, c'è la banca di tessuti, esatto. Sappiamo. Assolutamente. E dopo, per alcune vicissitudini, nasciamo negli anni 90, quindi col primo intervento che appunto ha visto protagonista il famoso caso del ragazzo che ha deciso il primo cuore di essere donato, abbiamo appunto conservato le valvole cardiache, e da lì ovviamente ci siamo diciamo migliorati. Busnaro? Il centro Busnello, bravissimo. Centro Busnello, bravissimo, che era Francesco Busnello. Lo dobbiamo ricordare, questo Infatti ragazzo. Il nostro laboratorio era proprio intitolato a lui, quindi sì. esatto, quindi è stato, io non c'ero allora. Però un nome che mi ricordavo, bravissima, Busnello, esatto, Busnaro, esatto, sì, il centro molto Busnello. importante. Infatti era proprio intitolato il nostro centro proprio al ragazzo, insomma. Sentiamo anche cosa ci racconta Alessandra Fiore. Chi è Alessandra Fiore? Prego. Diciamo che mi piace presentarmi come testimone laica, visto appunto la tematica medica che stiamo trattando, quindi ho avuto la possibilità di conoscere questa bellissima realtà che mi ha dato un enorme aiuto quando appunto c'è stata personalmente la diagnosi di carcinoma al seno, e ritengo che sia una realtà bellissima non solo per tutti quelli che sono gli interventi appunto di finanziamento di numerosi progetti, e può vantare appunto della presenza di 5.000 ricercatori, 20.000 volontari. I numeri sono veramente importanti, ma soprattutto per il sostegno che dà anche diretto a appunto pazienti ai quali viene fatta una diagnosi di carcinoma, nel caso di tumore al seno. E con il loro supporto, e poi con il supporto personalmente anche dell'aspetto sportivo, ho avuto la possibilità di superare questo momento particolarmente tosto. La condivisione, quindi il racconto di varie testimonianze, la condivisione ma in termini appunto positivi, perché è chiaro che poi il percorso medico è personale, ognuno di noi ha la propria. Lì personalmente consiglio di non fondere le varie esperienze, perché i percorsi sono diversi, diagnosi diverse, e quindi personalmente ritengo che sia meglio, diciamo, percorrere il proprio cammino, ma condividere invece quelle che possono essere esperienze positive per uscirne. Ecco, una cosa importante che abbiamo sentito da Alessandra Fiore è che queste persone che si rendono conto in quel momento di avere qualcosa di molto grave, di molto pesante, stiamo parlando di carcinoma, non è una cosa così semplice, il coraggio di rimboccarsi le maniche. E questo coraggio, io l'ho visto molte volte qui nel mio studio con tanti ospiti, è specialmente lo sport. Lo sport, vuoi con la fisioterapia, vuoi perché qualcuno ti indirizza in una strada, lo sport veramente salva la vita. Tu riesci a trovare ecco, quell'obiettivo che è quello che ti fa dire ma sì, andiamo avanti e ce la farò, o sbaglio?
Alessandra. È così Mirella, perché per una fatalità, un caso fortuito, ho avuto la possibilità di chiudere un Ironman, che è la gara, diciamo, per la distanza più lunga del triathlon, quindi sono i 3 km e 8 di nuoto, i 180 di bici e i 42 di corsa, proprio pochi mesi prima della diagnosi, e quindi l'effetto che questo evento sportivo poi ti lascia interiormente si protrae nei mesi e negli anni, oserei dire, perché poi per quanto riguarda in particolare la mia storia, non avendo mai fatto sport, uscire da Ironman e sentirti dire alla fine, al superamento della finish line, you are an Ironman, è potente, perché ti senti, ti arriva un booster di energia e credi maggiormente nelle tue possibilità, e questa esperienza l'ho voluta traslare, per fortuna, durante il periodo appunto della malattia, anche perché si è trattato di affrontarla durante la fase del lockdown, quindi lontano da il contatto fisico, non verbale ma fisico, dei propri cari, dei propri amici, quindi mancava l'abbraccio e c'erano solo lunghissime videotelefonate e chiamate, e lì il ricordo indelebile di quell'esperienza è stato per me vincente. Si è creato un parallelismo automatico fra tutte le fasi della preparazione della gara, i pre, intra e post, e quella che era proprio il percorso chemioterapico. Ho avuto modo di raccontare in alcune interviste che, ad esempio, il pulsante per la chiamata delle infermiere mi sembrava proprio il logo dell'Ironman, piuttosto che il numero dell'accettazione mi sembrava il bib number per la gara, la poltrona dove effettuavo la chemioterapia mi sembrava la zona cambio. L'ho voluta, per fortuna la mia mente, i miei pensieri, il mio cervello ha voluto attingere da un'esperienza faticosa ma positiva e soprattutto scelta, quindi lì c'era la consapevolezza di affrontare una sfida durissima, mentre invece una diagnosi ti giunge inaspettata e ti coglie alla sprovvista. Quindi è stato un bagaglio di esperienze che mi ha aiutato moltissimo, e per quello che consiglio, attraverso poi anche quelle che sono le mie pagine social, lo faccio. Sono uscita con questa notizia, nonostante non sia stato semplice, ho voluto condividere la mia storia per cercare di trasmettere questa energia, positività, e soprattutto cercare per osmosi di dare una forma di coraggio, la possibilità di reagire, perché secondo me da un punto di vista mentale è fondamentale riuscire ad essere grintosi E il corpo e risponde, il guerrieri. corpo risponde, il corpo Sì, capisce che tu stai assolutamente. lottando per te stessa e Sì, lui ti aiuta. Ecco, io sì. ti capisco e ti aiuto, perché io ho bisogno che il mio corpo mi aiuti, però devo essere Sì. positiva. Sentiamo cosa ne pensa il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e Ciao. buongiorno alle tue Guarda che donne ospiti. toste abbiamo anche questa Sì, mattina, eh? sì, stamattina ti dà proprio da belle persone anche fisicamente, mi fa molto piacere. In ogni modo, quella che non lo sapevo neanche, è giusto divulgare queste robe che uno poi anche da molto e poi aiutare gli altri. È una bella roba, che la gente lo sappia, divulgare queste robe che qua. Perché se uno non lo sa, io ciappa, io butta via, io buso e fine. Ma se ti può recuperare qualcosa di uno che muore, è molto bello, alla fine non c'è un problema, non ti senti niente, non ti vedi niente, e in più in ancora qualcosa per aiutare un altro. E le robe bellissime. Anche che sta signorina qua che va a nuotare, che sta avendo l'idea, di 80 anni, quando farà a nuotare da 5 anni, sono veneziano, e nuotare, volare, l'abbiamo sempre fatto, ma facevamo nuotare 2 ore, voglio dire, come minimo, era altri tempi, perché la medicina non era aiutata, non era come adesso, con brutto male moriva e basta. Adesso con le tecniche, con tutto quello che è del medicinale e tutto, uno che ha un brutto male, se attacca anche lo sport, che dà forza per andare avanti, 90 su 100 se ne salva,
voglio dire, quello che se devo dire voi altri, ragazze, è una roba non importante, ancora di più, perché mette la gente in grado di fare qualcosa anche quando che non riesce più. È una grande roba. Istituzione dovrebbe promuovere le vostre attività perché è essenziale, no? Anche per chi che resta, è una roba importante. Non mi interessa una partita di calcio di 50.000 persone. Queste robe qua, su sport, bisogna fare questo, guarda che si è previsto a Mestre, a Venezia, a Torino, questi centri che qua, dove che chi che ha la volontà e voi, vanno e basta. Grazie Rinaldo, grazie anche di quello che hai detto a queste mie graditissime ospiti, soprattutto andiamo a vedere anche questo video molto importante, andiamo a vedere il direttore Diletta Troian e poi capiremo il perché. Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto è l'unica banca multitessuto in Italia e una delle principali nel panorama europeo. Vanta moltissime collaborazioni nazionali ed internazionali che l'hanno resa una delle banche principali a livello europeo e mondiale. Oggi vi presentiamo questa importante iniziativa che tratta le maggiori tematiche del tissue banking presentata proprio dai colleghi stessi che vi introdurranno appunto i maggiori argomenti più rilevanti in questo affascinante mondo. La donazione dei tessuti è il risultato di un importante lavoro di squadra che vede coinvolta tutta la rete trapianti e il personale di FBTV, oltre ai donatori e alle famiglie dei donatori. La collaborazione e le competenze consentono di valorizzare al massimo l'atto donativo e permettono il raggiungimento di importanti risultati. L'impegno costante dei coordinamenti ospedalieri trapianti consente di garantire tessuti idonei al trapianto nel migliore dei modi in un clima di grande sinergia al fine di migliorare la qualità di vita degli utilizzatori. Guardiamo anche Barbazza, un altro video. I tessuti decellularizzati offrono numerosi vantaggi. I nostri protocolli permettono il mantenimento delle proprietà della matrice, fornendo al chirurgo uno strumento clinico all'avanguardia. La rimozione della componente cellulare permette l'impiego del tessuto in svariati ambiti chirurgici. Allora, adesso li commentiamo con la dottoressa Troian perché c'è anche proprio un'unione tra quello che ha detto Alessandra Fiore, quello che ha fatto e quello che abbiamo visto. Prego, Troian. Allora, innanzitutto, appunto, questa è un'iniziativa nata l'anno scorso e quindi ogni mese, appunto, della nostra comunicazione, la dottoressa Vici, ogni mese praticamente noi stessi, quindi a seconda del progetto che abbiamo seguito, del ruolo che abbiamo all'interno dell'unità, presentiamo in pochi secondi quello che è appunto quello che facciamo e perché viene fatto. Quindi in questo caso abbiamo visto, a parte il mio della presentazione, il dottor De Vettor che appunto è responsabile donazioni e logistica e quindi ovviamente parla di tutta la parte donativa. Ma poi abbiamo visto la parte della dottoressa Barbazza collegandomi ad Alessandra e appunto spiegando come questo in realtà è sempre una rete, perché col derma decellularizzato stiamo aiutando un sacco di signore, diciamo, purtroppo pazienti oncologiche, che hanno subito un intervento di mastectomia, quindi è la rimozione di parte totale appunto della mammella, che quindi soprattutto in pazienti giovani può davvero svilire, rovinare la qualità della vita di una persona. E quindi con il derma decellularizzato, questo va decellularizzato proprio per evitare Spieghiamo cosa vuol dire per chi diversamente è giovani a casa, se no Diletta non riescono a capire, noi invece vogliamo che tutti capiscano, allora spieghiamo. Allora è molto semplice in realtà, perché la maggior parte dei tessuti possono essere trapiantati così come
sono, perché ad esempio una valvola non presenta una reazione immunitaria perché non ha tantissime cellule. Il derma invece, sia per la posizione in cui viene messo, sia per la tipologia proprio di tessuto, ha tantissime cellule e quindi tantissimo DNA del donatore. Questo in alcuni casi, soprattutto in pazienti magari con determinate terapie farmacologiche, può ovviamente avere un impatto. Tipo gli ustognati, diciamo. Esatto. E quindi fondamentalmente in queste pazienti il derma viene, lo facciamo noi, abbiamo ottenuto l'autorizzazione dal Centro Nazionale Trapianti per decellularizzare il derma. Abbiamo un centro ricerche, quindi appunto che in autonomia, quindi internamente, facciamo questo tipo di validazioni. E poi, sempre collegandomi all'interessantissima esperienza di Alessandra, che colpiscono sempre, no? Queste ragazze così giovani che hanno queste tipologie, proprio per loro abbiamo instaurato un protocollo partito con Treviso, con l'ospedale di Treviso, per crioconservare il loro tessuto adiposo, perché ovviamente ogni volta, se no, devono sottoporsi ad un'anestesia generale. Invece cosa fa il chirurgo? Prende un quantitativo importante di tessuto adiposo da altre zone e poi quando superano tutto, quando sono, diciamo, considerate guarite o in via di guarigione, possiamo noi dargli piccole aliquote ambulatoriali di loro stesse, che noi conserviamo, e quindi appunto ripristinare la normale fisiologia del seno. Alessandra, lo sapevi? Allora, è interessantissimo perché volevo capire, fare una domanda alla dottoressa per essere certa di aver capito bene, perché ad esempio personalmente ho subito una mastectomia e mi era stata proposta il lipofilling. Sì. L'unica cosa è che comunque, essendo un soggetto molto magro, il tentativo, diciamo, non era riuscito. L'alternativa era quella appunto di inserire una protesi e poi nel tempo andare a fare dei piccoli innesti. Volevo chiedere se era possibile anche, se adesso la scienza è arrivata a un punto tale per cui anche il tessuto adiposo è possibile, diciamo, renderlo sterile e quindi poterlo utilizzare per essere trapiantato su un soggetto diverso. Allora, è un'ottima domanda. In realtà appunto il nostro centro ricerche con la dottoressa Montagnier stiamo proprio lavorando su questo. Diciamo che è una sfida molto difficile. Perché? Perché il tessuto adiposo è stracolmo di cellule e queste cellule sono proprio quelle vitali che servono per ripristinare. Quindi loro non iniettiamo, cioè nell'ipoiniezione non vengono iniettati diciamo, le cellule che rimangono lì così, ma il senso è che dovrebbero crescere, integrarsi nel ricevente e formare. Loro, diciamo, esatto, quindi dovrebbero essere cellule sane. Quindi se decellularizzi il tessuto adiposo, levando via le cellule, non funziona proprio tanto. Però in letteratura sono già nati, diciamo, dei primi lavori molto sperimentali per magari ridurre l'immunogenicità del tessuto adiposo. Al momento in Italia è previsto solo per il momento l'autologo, quindi uno può donare per se stesso. In soggetti magri ci è capitato, diciamo che appunto l'alternativa è, come dicevi tu, quindi una protesi e poi comunque un po' di adiposo, per quanto magri si è, magari si riesce a, e quindi però l'intervento è una sola volta, quindi non è impattante per la paziente perché non deve sottoporsi più volte. Dai Alessandra, dai che ce la farai, sono convinta, sai Alessandra. Vabbè, ma perché la ricerca e la scienza veramente stanno facendo passi da gigante. Sì. E grazie anche alla tecnologia che abbiamo, basta vedere l'intelligenza artificiale cosa riesce a fare. Perciò io sono convinta, Alessandra, visto la grinta che hai, il coraggio di metterti in gioco, specialmente col tuo corpo, che tu ascolti, gli parli, dici oh adesso guarda che dobbiamo fare questa strada e tu devi essere preparato come sono preparata io. Sono convinto che ce la fai perché la positività gioca molto. Cosa dice dottoressa Troiano? Assolutamente, assolutamente. Quello che abbiamo visto, fate conto che alcuni lavori si basano principalmente per capire se è andato bene o no sulla psicologia, passiamo così, del ricevente. Perché se ovviamente non ci credi, non sei motivato, magari sei troppo sfiduciato, questo va a incidere pesantemente sui risultati ovviamente dell'intervento. Ma mi sembra che Alessandra sia proprio l'esempio invece come dire, dell'energia e dei buoni
buoni Allora, vediamo se il nostro regista Andrea Basso è così bravo da trovare il video di Fulvio Marotto, che vorrei farglielo vedere a Alessandra, per far capire che ci sono persone come lei, come Fulvio, che fa parte del direttivo dei Veneti Schiacciati dalla Vita, che in un momento particolare della sua vita lui era un uomo bellissimo, era uno degli uomini più belli di Treviso. Faceva il carrozziere, all'improvviso purtroppo, come Bebe Vio, è colpito da questo batterio e comincia in ospedale a perdere le gambe, le mani, il naso. E lui, di fronte a questo stupore di questi medici, perché al momento non capivano, non sapevano cosa fare, lui continuava a dire: tagliatemi, tagliate, 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 sangue dappertutto sulla stanza, e lui che continuava a dire: voi tagliate, non preoccupatevi, tagliate. Allora questo uomo, questo ragazzo, che io chiamo ragazzo perché è sempre un ragazzo, anche se ormai è superato o qua arriva vicino alla cinquantina, lui scia, lui nuota, lui va in canoa, lui si fa le protesi, pensa, è l'unico al mondo che ha la patente di moto, l'unico al mondo che guida la motocicletta, fa dei lavori senza mani con questi monchini a vita, delle viti piccolissime che noi siamo là che guardiamo e dico: ma come fa? Fa questo, eccolo qua. È l'unico che porta le protesi tutto il giorno, lo farò conoscere anche alla dottoressa Troian, per far capire che nella vita, se vuoi, tu ce la puoi fare. Lui pattina, lui fa qualsiasi cosa, Alessandra. E sai perché? Pazzesco. Perché lui, sì, guarda, se avrai piacere di venire a Treviso a visitare anche Villa Margherita, te lo farò conoscere, perché lui dice sempre una cosa: guarda Mirella, che parte tutto dalla testa. Se tu ti vuoi alzare dalla carrozzina, tu riesci a alzarti dalla carrozzina. Se non vuoi alzarti, no, guarda cosa fa, guarda Alessandra, guarda, guarda. Infatti tutti dicono che è un genio nel vero senso della parola, ma lui ha la gioia di vivere, lui è sempre allegro, lui al mattino lui si alza ed è felice, basta che lo lasci all'aria aperta, perché mesi e mesi di ospedale, tu ne sai qualcosa, Alessandra, ecco cosa vuol dire ritornare all'aria aperta. Prego Alessandra, poi sentiamo ecco anche cosa dice la dottoressa. Lui si fa tutto, guarda, lui crea tutto, guarda, prego Alessandra. Questa testimonianza è pazzesca e sono importantissime, perché tante volte magari purtroppo siamo portati a lamentarci delle piccole cose perché siamo abituati a vedere solo a 360 gradi attorno a quella che è la nostra vita, e invece il confronto con queste realtà ci dà la possibilità di capire che siamo fortunati e che c'è sempre una soluzione. Recentemente, appunto questo fine settimana, ho conosciuto un atleta che è uscito appunto da un incidente in moto subito appunto perché investito da una macchina, e adesso andrà alle Olimpiadi di Cortina 2026, perché lui è praticamente un atleta di snowboard ed ha subito dei danni non indifferenti, e la sua reazione è stata quella di buttarsi a capofitto nello sport, perché mi diceva giustamente che poi è stata la stessa visione che ho avuto anch'io come tanti altri. Quando ti succedono determinate cose tu hai due possibilità: da una parte è una strada completamente buia che può sfociare appunto anche nella depressione, purtroppo è così, è facile cadere su quel versante. L'altra invece è la reazione. La cosa che ci tenevo a dire, sia dal punto di vista della ricerca, volevo dare un dato importantissimo per quanto riguarda il discorso appunto dei dati della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di carcinoma al seno. Siamo arrivati da un 78% a un 88%, quindi anche la ricerca è fondamentale per riuscire appunto a colmare questo gap. E l'altro aspetto è la condivisione, perché nel periodo in cui, durante il lockdown, ma anche a tutt'oggi, ogni tanto mi capitano ancora dei messaggi, quando ho palesato questa situazione, l'aspetto che più mi ha colpito, oltre ad altre donne che stavano vivendo la stessa situazione e che chiedevano dei confronti, soprattutto i loro cari, tantissime figure o i compagni
compagni o i mariti che mi chiedevano qual era il giusto approccio per stare vicino nel modo giusto alla loro compagna che stava attraversando questo delicato momento. Quindi è l'atteggiamento, tornando al discorso di prima, è tutto un discorso di atteggiamento, accantonare, staccarsi, non è facile dal momento di diagnosi che è, ripeto, uno tsunami, un terremoto, ti viene a mancare tutto in quel momento, tutte le certezze e soprattutto cambi l'ottica di vita, perché prima è una proiezione dei tuoi impegni, della tua vita nel medio-lungo periodo e poi inizi ad apprezzare il qui e ora, a concentrarti su quello che sta succedendo in questo preciso momento e ottimizzare tutto. Quindi è molto bello quello che hai raccontato, perché fa capire che bisogna andare avanti, bisogna investire soprattutto nella ricerca. È un paese che investe poco, invece veramente grazie a questo dico grazie, perché questo Covid che forse ha fatto capire che bisogna investire, perché se investi arrivi. Pensate ai vaccini che sono arrivati in pochissimo tempo grazie proprio perché hanno investito i grandi del mondo. Secondo me hanno preso paura, avevano paura di morire, hanno detto aspetta un attimo che investiamo. No, io sono convinta che è così, perché sennò lo farebbero. Cioè la paura è stata talmente grande, perché non si sapeva chi colpiva, quando colpiva e come colpiva, che hanno investito e i risultati si sono visti. Pubblicità. C'è una scelta nella nostra vita, dettata dal cuore e dalla ragione, che lascia il segno. La scelta di donare. Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso, impegnati per migliorare la qualità della vita. Perché i tessuti liofilizzati? I vantaggi sono numerosi, dalla conservazione a temperatura ambiente alla facilità di trasporto. Qualità e sicurezza vengono garantite attraverso apparecchiature con adeguate strumentazioni analitiche che consentono a Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto di fornire tessuti liofilizzati e che mantengono inalterate le proprie proprietà. Allora, abbiamo visto questi due importanti video
Sono video poi che non ci sono attori, sono medici. Prego, Diletta. Esatto, sì, siamo proprio noi appunto che siamo anche diventati per un giorno attori. E allora appunto in questi video, grazie per averli trasmessi, si toccano due tematiche fondamentali. La prima è la donazione, perché oggi forse mi sono dimenticata che ovviamente senza i familiari dei donatori il ringraziamento va a loro, perché come dicevamo prima fuori onda li conosciamo nel momento comunque peggiore della loro vita o in uno dei peggiori della loro vita. Quindi mamme, papà, fratelli, sorelle devono dire un sì, cioè dovrebbero dire il sì se appunto vogliono donare in pochissimo tempo, quindi non ci sono giornate di tempo per conoscerlo, e questo ovviamente è reso grazie alla rete trapianti del Veneto, che devo dire è un'eccellenza. Quindi all'interno di ogni ospedale, grazie al centro regionale trapianti, ci sono proprio delle persone dedicate, quindi anche tutta la parte psicologica che dicevamo prima, che ovviamente sono preparati nel fare questa proposta. E quindi un grazie principalmente a loro, perché senza ovviamente i familiari dei donatori, i donatori stessi, noi qui non staremo neanche parlando di nulla. La seconda tematica invece presentata dalla dottoressa Spagnola e dal dottor Campagnaro, appunto nostri colleghi, è proprio quella dei tessuti liofilizzati. Perché questo? Perché noi lavoriamo anche in urgenza. E quindi ricollegandomi anche a quello che diceva Alessandra prima, no? Nei grandi traumi, spesso il chirurgo non sa che se ci chiama alle 3 di notte noi possiamo dargli il nervo per ripristinare l'arto, piuttosto che la valvola, piuttosto che la safena per il bypass, o piuttosto che la membrana per i grandi-ustionati. Quindi noi, ecco, un'altra cosa che con la Regione Veneto siamo riusciti a fare, di essere l'unica banca italiana che lavora H24 7/7, sia ovviamente per la parte donativa, quindi andiamo noi a fare gli espianti nei vari ospedali di competenza, ma soprattutto anche per la parte di consegna del tessuto per trapianto. Quindi noi immediatamente, anche l'altro giorno ci ha chiamato il vascolare dicendo che aveva purtroppo il paziente aperto, ci ha chiesto 3 segmenti di vena e di arteria che li voleva immediatamente. Allora facciamo una parentesi, dottoressa Troian, nel senso, anche in questo momento, in base anche a quello che abbiamo visto, a questi video importantissimi, c'è gente che sta correndo, cioè il minuto è fondamentale. Pensate anche nelle sale operatorie in questo momento cosa sta succedendo, cosa fanno, perché forse noi ci dimentichiamo, cioè stacchiamo la spina e pensiamo che ci sia Sveglia Veneti, tutti là belli seduti, guardare. Pensate che montagna di persone in questo momento sta lavorando per salvare la vita, per dare un senso alla vita, e Fulvio ne è una testimonianza, perché ne è Sandra ne è una testimonianza. Pensate cosa succede in silenzio in questo momento. Noi siamo qui e gente che sta veramente cercando di dare il massimo di se stesso. Prego, dottoressa Troian. Sì, assolutamente. E nel nostro caso, appunto, seppur appunto come dicevamo prima i tessuti possono essere conservati, ed è vero, quindi abbiamo un periodo, diciamo, di ci possiamo permettere, ecco, di andare un po' più tranquilli, perché dobbiamo garantire la sicurezza massima del tessuto. Non possiamo avere altrettanta tranquillità né nella parte donativa, quindi spessissimo si trovano con la sirena spiegata in autostrada per raggiungere la regione di competenza, perché ne abbiamo altre 4, cioè oltre al Veneto, siamo banca di riferimento che del Friuli, del Trentino e delle Marche. Avete perché sentito? Non ne hanno una loro, e quindi la normativa italiana ti dice che le regioni devono fare una convenzione, quindi delle volte andiamo ad Ancona, per dire, dobbiamo correre, e dobbiamo altrettanto correre in fase di distribuzione del tessuto. Allora, dottoressa Troian, un'altra cosa, noi qua sentiamo parlare molto di giovani, ci sono pochi giovani, ecco, delle volte non ci fidiamo. Avete sentito la preparazione della dottoressa Troian? No, ma l'avete sentito quanto preparati sono queste persone? Ma vi rendete conto cosa avete di fronte? La preparazione che hanno. Allora, perché questo amore, ecco, questa passione? Perché c'è un qualcosa nella vita. Io ho avuto un cardiochirurgo che ha detto: io a 6 anni sapevo già che avrei fatto il chirurgo, non il cardio, ma il chirurgo di sicuro. A 6 anni lo sapevo già. Lei sapeva di fare questo? Beh, allora sì, sicuramente, ovviamente è una passione che hai fin da piccola, quindi ancora mi prendono in giro, diciamo, ecco, perché la passione ovviamente è fin da piccola, e quindi ecco, ovviamente poi è molto anche utile. Quindi anche io ero uscita a quei famosi giovani che vanno all'estero, quindi in realtà io ho fatto l'università poi a Parigi, Marie Curie, e poi sono rientrata con la speranza di fare più ricerca che diciamo parte di laboratorio. Come dicevi giustamente prima, in realtà in Italia è un po' difficile, però in realtà anche qui, se uno vuole,
si trova il modo, anche noi come banca, quando il tessuto non è idoneo per trapianto, e questo posso dire che è un gran sollievo da dire ai parenti, quando il tessuto non è idoneo lo usiamo per ricerca, quindi per validare nuove cose, nuove crioconservazioni, nuove liofilizzazioni, e questo spesso in un momento, ovviamente se vanno trapiantati la famiglia è più contenta, però è davvero una modalità anche per dargli un po' di sollievo, dire guarda, non l'abbiamo buttato nel cestino, non si butta mai, mai. E collegandomi invece alla parte giovani ne approfitto perché abbiamo davvero un'equipe, io credo di essere la più fortunata al mondo. Li abbiamo anche visti, esatto, abbiamo un'equipe davvero eccezionale di colleghi, perché altrimenti appunto non faremmo queste cose, e anche molti giovanissimi, nonostante quel che si dica in giro, ecco. Probabilmente siamo stati fortunati anche qui, non lo so, però abbiamo un'equipe, dall'equipe prelievo, donazioni, qualità, laboratorio, distribuzione, follow up, segreteria, amministrazione, davvero comunicazione, che l'avete anche conosciuta, insomma, ecco, è davvero un'equipe molto affiatata, e grazie a loro anche, perché... Allora Alessandra Fior, mi viene spontaneo di dire, ma ti rendi conto che tu questa mattina hai conosciuto delle persone che stanno lavorando per te? Perché bisogna dire veramente questo. Cioè, veramente è un messaggio questa mattina che sta dando veramente la dottoressa Diletta Troian. Bellissimo, perché penso che a casa queste persone che magari erano anche un po' depresse, oppure c'è una voglia di riuscire ad arrivare all'obiettivo, a centrarlo, che è incredibile. Cosa ne pensi, Alessandra? Sì, è così, anche perché ciò che succede, diciamo, all'interno degli ospedali, nei laboratori di ricerca, all'utente comune è completamente ignoto. Io ho avuto un piccolo frangente nella mia vita per cui ascolto con enorme interesse ciò che sta dicendo la dottoressa Diletta, perché ero ricercatrice all'Università di Trieste in ambito odontoiatrico, e quindi in minimissima parte so l'enorme lavoro che c'è dietro. Ed è un mondo affascinante, faticoso, e un mondo soprattutto che richiede tantissimo tempo ed dedizione, e quindi io oltretutto ne sono orgogliosa perché sono legatissima al Veneto, nonostante mi sia trasferita da poco, per cui in me batte un cuore veneto. Com'è la situazione adesso, Alessandra? Apriamo anche una parentesi di questa Emilia-Romagna massacrata nel vero senso della parola, perché qui si parla di ricostruzione, ma c'è un'altra ricostruzione che sta avvenendo, e soprattutto grazie anche al mondo della solidarietà, del volontariato, che forse è stato il primo a partire, che dà veramente risposte reali subito. Prego Alessandra. Grazie Mirella, anzi, di questa opportunità, perché mi manca tantissimo il Veneto, ma quello che ho trovato qui in Emilia Romagna è qualcosa di pazzesco, perché hanno lo stesso spirito. Ero abituata alla reazione. Guardiamo anche le immagini, Alessandra, vediamo se la regia le manda, vediamo anche le immagini che abbiamo preparato. Prego, prego Alessandra. Esatto, queste immagini, guarda, io le ho potute vedere da distante, perché in quel periodo a maggio mi trovavo impegnata al Giro d'Italia, e nei giorni di pausa, di riposo del Giro, sono rientrata in casa, e quello che ho potuto notare, queste immagini sono forti ma non riescono a rendere effettivamente quella che era la situazione. E quello che mi ha colpito in particolar modo la prima sera che sono rientrata è stata proprio l'ondata di giovani volontari provenienti anche da altre regioni, giovanissime. Io mi ricordo questa coda interminabile davanti a una gelateria, loro cenavano con un gelato e non riuscivi a capire, avevano delle facce imbrattate di fango, erano imbrattati ovunque da testa a piedi, ma con il sorriso. E quello che non riuscivi a capire, c'era proprio una discrepanza tra le immagini di devastazione di alcuni luoghi in particolare, ma in realtà sono esondati moltissimi fiumi, e i loro sguardi e la loro carica. Avevano la musica ad alto volume per motivarsi, e non capivi se stavi assistendo, faccio questo parallelismo un po' forte, ma è così, ad un concerto in piazza, oppure proprio a un disastro epocale. E ho incontrato tantissimi volontari, oltretutto mi ha colpito una signora che praticamente aveva una settimana di ferie, e che ha deciso di investire la sua settimana di ferie per venire ad aiutare la popolazione emiliano-romagnola. E adesso la situazione è leggermente migliorata, perché c'è ancora qualche, diciamo, segnale
di ciò che è stato, perché ci sono state ad esempio la comunità di Sant'Agata, è stata presa una delle più colpite, e alcune zone qui soprattutto sono state sommerse da oltre 5 metri d'acqua, poi dei racconti, delle storie pazzesche, ragazzi che per dare il loro aiuto, da tanto era potente la forza dell'acqua, uscivano con le tavole da surf, una mamma con 2 bambini che ha trovato la salvezza sul tetto della propria casa in attesa dei soccorsi con gli elicotteri. C'è delle storie pazzesche, però nonostante questo il sorriso è stato sempre il fil rouge di questi momenti devastanti. E quindi si continua a lavorare, c'è ancora appunto qualche segnale, in particolar modo, se posso approfittare di questa situazione, durante il Giro d'Italia noi abbiamo raccolto circa una ventina di maglie dei professionisti, che sono difficilissime da ottenere, quindi mi recavo presso i motorroom delle squadre ciclistiche dei professionisti chiedendo una loro maglia firmata, e proprio questa settimana partirà un'asta di beneficenza su Bella questa cosa, fai bene a dirlo, brava, brava Alessandra. Molto importante. Appunto questa Charity Stars, questa asta di beneficenza, e appunto il ricavato poi andrà devoluto, abbiamo deciso di devolverli alla comunità di Sant'Agata, perché è stata quella più colpita ed è stato praticamente completamente divelta sia la biblioteca che la scuola elementare. Brava, quindi... aspetta che abbiamo una telefonata, se non mi cade la linea. Abbiamo Piero da Zero Branco. Piero da Zero, vai Piero. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao, una cosa, parlavi prima di donazioni di organi. Sì. Perché mi fa chi che si crema, chi cavi tu di organi che serve? Lo chiediamo alla dottoressa Troian, adesso è una bella domanda. No, sì, perché ieri altro sono da fare di nuovo a Catania, e ora ho detto, vedi me, cremare no, lo mettiamo su Catena. Butto sì gli organi, chi cava che vuole, e voi cremare. Chi crema, per cosa mi cava gli organi? Tanto... Basta così, Piero? Vabbè, ciao. Grazie Piero, una bella domanda questa Piero, qua. Fossero Piero. tutti come lei, bravo Piero. Bravo sì Piero, è un'ottima domanda, e fossero tutti come il signor Piero. Allora, effettivamente la normativa italiana in realtà chiede sempre un consenso, cioè anche se in realtà quella diciamo storica potrebbe anche bypassare questa cosa per un discorso culturale, quello che dicevamo prima, no? La gente non è spesso preparata, quindi il no non viene perché in realtà non sono altruisti e non vogliono donare, è che se prima non hanno mai avuto non conoscono questa realtà, non sanno della possibilità di donare, non sanno che in realtà vengono trapiantate ad altre persone, magari pensano chissà cosa, e comunque non hanno neanche spesso la mente lucida, perché parliamo appunto di persone che andiamo ad incontrare nel momento peggiore della loro vita, che devono anche decidere molto in fretta. Quindi Piero, hai perfettamente ragione, in realtà non vi è un senso vero e proprio del perché uno non dovrebbe donare, soprattutto appunto se poi si decide di sottoporsi a cremazione, però purtroppo manca proprio la cultura, no? Quindi spesso i familiari non se ne è mai parlato magari a casa, non sanno, magari non è un argomento che a tavola ne parli così tranquillamente, quindi la maggior parte delle volte il no non è perché in realtà uno non voglia donare, ma perché i familiari non sono pronti in quel momento e non sono perfettamente magari così diciamo preparati anche a livello mentale per dire un sì, perché magari... Però una cosa importante, io ho sentito questa mattina dalla dottoressa Diletta Troian, è che voi non sapete, ma i giovani donano. Sì. L'abbiamo sentito questa mattina. Sì. Prego, dottoressa, lo spieghi perché è molto importante. Sì. Ecco, culturalmente sono più preparati. Sì, assolutamente. Altro che questi giovani non sanno, non fanno. No, prego. Assolutamente sì. Devo dirti che anche tutti gli incidenti stradali che sono successi, purtroppo i suicidi, purtroppo, i familiari non hanno dubbi. Perché se ne è parlato? Perché magari a scuola adesso ci sono questi programmi, soprattutto con le associazioni di volontariato, che sono fondamentali in questo, che mi sento di ringraziare, perché è grazie a loro che vanno nelle scuole, ne parlano, quindi dalle medie alle superiori. Poi cosa fanno? Invitano ad andare a casa e parlarne con i familiari, e quindi
la mamma e il papà a quel punto lì recepiscono e al ragazzo o alla ragazza viene spiegato in modo molto chiaro cosa si va a fare con quegli organi, con quei tessuti. Quindi il sì è molto più facile per i familiari e spesso lasciano anche proprio il sì in vita i giovani. Quindi lo lasciano in comune, come diceva il signor Piero prima nella carta d'identità. Magari ecco una persona più adulta che non ha mai sentito nella sua vita parlare di donazioni o non ha avuto la fortuna di avere a scuola qualcuno che gliel'ha spiegato, magari dice un no lì per lì con il rinnovo della carta d'identità, ma non è un no perché in realtà non sia altruista, è perché il contesto non è quello più adeguato per essere mentalmente pronto a dire un sì in un qualcosa che pensi non ti capiterà, magari si spera a breve, no? No, ma è molto importante perché forse dobbiamo iniziare a capire che se ascoltiamo questi giovani, specialmente anche in famiglia, guardate che questi giovani, quando io ho detto che è stato fatto questo test ai ragazzi, qua lo dico anche alla dottoressa Troian, che Alessandra Fior, dove loro dovevano scrivere su un biglietto cosa desideravano di più, senza nessuna preclusione, quello che tu desideri di più come giovane. E la maggioranza di questi ragazzi hanno scritto nel biglietto ascolto. Guardate che è una cosa veramente importante quella che hanno scritto. Pensate a che livelli siamo. Loro non vogliono essere ascoltati perché hanno delle cose importanti da dire. Cosa ne pensi, Alessandra Fior? Prego. Sì, assolutamente l'ascolto è fondamentale perché c'è la possibilità poi, ascoltando altre realtà, di essere anche noi stessi più, di dare un contributo migliore, quindi tutto parte da lì. Purtroppo. Vediamo se è partito il collegamento, se riesce a riprenderlo. Veloci, siamo abituati. Ecco, ci sentiamo? Sì, adesso sì, prima no, vai Alessandra. No, non ci siamo. Non c'è più. Eccoci qua, proviamo adesso? Sì, adesso sì, Alessandra. Aiuto. Ok, proviamo perché tornando al discorso di prima, in questo momento, siccome abbiamo avuto un danno al montacarichi, sta arrivando l'elettricista e molto probabilmente sta toccando dei contatti che condizionano poi il segnale. Tranquilla. Sì, l'ascolto è fondamentale anche perché siamo portati sempre più, la vita diventa sempre più frenetica e quindi l'aspetto dell'ascolto, diciamo, è più facile che venga trascurato. Invece ascoltare è importantissimo, ci dà la possibilità appunto di poter anche noi stessi essere più d'aiuto verso gli altri. Scatta poi un meccanismo di altruismo che è fondamentale, si creano circoli virtuosi. Come ci saluti Alessandra Fior, perché ormai il tempo è volato, questa ora è volata, allora, prego. Mirella, ti ringrazio tantissimo di avermi fatto conoscere la realtà della banca della donazione di tessuti di Treviso, che non conoscevo, e la loro splendida equipe, la dottoressa preparatissima, e emerge dalle sue parole e dal suo sguardo tutta la sua passione per il suo lavoro, ed è fondamentale che ci siano queste realtà e queste passioni che sono d'aiuto, sono fondamentali. Quindi grazie mille per questa esperienza, buon lavoro a tutta l'equipe e niente. E noi ti diciamo sempre avanti, Alessandra, e noi ti diciamo sempre avanti. A fine anno c'è un Ironman, quindi ecco, la grinta e la positività non manca. A novembre si va in Israele per un Ironman. Bellissimo, bellissimo. Grazie e veramente grazie, complimenti a Alessandra Fior. Come ci saluta dottoressa Troian? Probabilmente con un classico grazie in realtà, perché non bastano mai, quindi grazie a voi media per comunque darci la possibilità di farci conoscere, grazie alle persone come Alessandra, che ovviamente sono i veri testimoni poi di quello che succede, quindi anche se lei in questo caso magari ha ricevuto il tessuto per un'altra ragione, mi pare dicesse maxillofacciale, ovviamente non è da meno perché sono le testimonianze, grazie ai donatori, famiglie dei donatori, certo, e a tutti quanti, alla nostra equipe, insomma, ecco, che lavora costantemente per fare del loro meglio, quindi in realtà io mi concludo con un banale grazie, che però secondo me non basta mai. Grazie invece, lo diciamo noi, alla dottoressa Diletta Troian, a tutta questa squadra meravigliosa, dottoressa Troian, che è il direttore Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto. Grazie, pubblicità.
Buongiorno, buongiorno, vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza l'avvocato Sebastiano Sartoretto, consigliere provinciale a Treviso del Partito Democratico. Sì. E non solo, poi ci spiegherà, è anche avvocato. Abbiamo collegato da Col San Martino Bruno Bisoglia e Veronica De Bona, imprenditori, e poi ci spiegheranno perché con questi strumenti importantissimi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ci sentiamo bene, sono contenta. Allora io partirei proprio da questi imprenditori. Abbiamo sentito, non so se avete visto prima, questi giovani quanto preparati sono, come sanno usare questa nuova tecnologia abbinata alla scienza e alla ricerca. Cosa ci raccontate? Prego. Allora, questa è la seconda volta che abbiamo il piacere di collegarci e ci ripresentiamo. Io sono Veronica e lui è il mio socio, Bruno. Noi da 2 annetti a questa parte abbiamo rilevato un'azienda che produce attrezzatura da brace e cucina, quindi come potrete vedere dietro di noi il nostro core business, se vogliamo chiamarlo così, sono appunto i girarrosti, le griglie e i barbecue, e dopo un contorno di attrezzatura da brace come forni a legna. E appunto 2 anni fa abbiamo rilevato questa attività che era già insita nel territorio da 35 anni, RZ, e proseguiamo, diciamo, la tradizione del girarrosto, dello spiedo tradizionale, che in questa zona è importantissimo. Allora Veronica, intanto ti ringrazio di aver ricordato che voi eravate già stati ospiti tanto tempo fa qui, eravate appena partiti, mi ricordo. Però quello che voglio far capire questa mattina è che questi giovani ci sono, ci credono e raggiungono l'obiettivo. Cosa ci dici veramente, Bruno, di questa veramente voglia di riuscire, di farcela? Voi avete preso un'azienda, eravate partiti all'inizio, mi ricordo che ci siamo lasciati, speriamo vada bene, noi ci crediamo. Prego Bruno. L'importante è darsi obiettivi e non fermarsi ai primi gradini, ai primi scalini, bisogna sempre andare avanti anche a fronte delle difficoltà. E bisogna appunto darsi degli obiettivi che siano raggiungibili ma anche che non lo siano. Cioè se si è ambiziosi poi si fa ogni passo per raggiungere quell'obiettivo, però allo stesso tempo bisogna darsi dei traguardi intermedi per non perdersi nel percorso, diciamo. Quindi è importante dare il giusto equilibrio tra lavoro e soddisfazioni. Una cosa importante è capire che voi avete passato quasi 3 anni il lockdown, perciò veramente avreste... Magari qualcuno dirà che non ce l'avrebbero fatta, invece ce l'avete fatta, siete qua. Quanto difficile è stato? Ecco, quanti paletti da superare in continuazione, questa strada che è sempre in salita per voi, perché c'è sempre una ricerca che continua di miglioramento di tutto. Prego. Vado io? Sì, allora, vai. Sì, diciamo che in realtà noi siamo partiti dopo la fine del lockdown, perché siamo partiti esattamente più o meno a maggio, abbiamo aperto la partita IVA e abbiamo rilevato l'attività ufficialmente a luglio del 2021. Però nonostante questo, nonostante fossero finite le restrizioni a livello di assembramento, comunque è stato difficile perché a seguito del Covid ci sono stati tanti aumenti di prezzo della materia prima, e quindi noi che eravamo appena partiti, al posto che avere delle basi magari solide, dei prezzi, dei costi standard, dovevamo sempre rivederli ad ogni ordine che facevamo sostanzialmente. Quindi già il fatto di essere partiti non era semplice, non ha aiutato di certo l'aumento, però per fortuna le cose attualmente si sono abbastanza standardizzate, quindi adesso siamo più tranquilli, ecco. Sono veramente felice, penso sia felice anche l'avvocato Sebastiano Sartoretto sentire che abbiamo questi giovani meravigliosi che ci credono. Prima avevamo avuto la dottoressa Diletta Troian, abbiamo avuto Alessandra Fior, ecco, questi ragazzi che si mettono proprio in gioco, credono, forse meno nella politica, però non è dare tutti i torti con gli esempi che abbiamo anche recenti. Veramente avvicinarsi alla politica è un azzardo per un giovane, ma chi me lo fa fare, guarda là. Cosa ci dice, avvocato? Come sta andando a Castelfranco Veneto? Innanzitutto un saluto a lei, ringrazio dell'ospitalità, un saluto a tutti i telespettatori e un particolare saluto a Veronica e Bruno, perché ecco, ci hanno dato una testimonianza stamattina, ritengo molto importante,
E la puntata di stamattina che parla dei giovani ritengo sia un grande servizio che fate alla collettività. I giovani ci sono e si impegnano, e ne abbiamo un esempio stamattina. Ecco, io credo che questi due ragazzi, mi consentiranno di chiamarli così, Veronica e Bruno, interpretano al meglio quello che è lo spirito dei veneti, l'impegno, il lavoro, l'obiettivo di arrivare a costruire un qualcosa di loro, col loro impegno, con i loro progetti, con la loro assiduità nell'attività lavorativa. Ecco, a loro va un grazie e un bravi. Per quanto riguarda invece la politica, ecco, sì, io capisco e credo che sì, faccio la scoperta dell'acqua calda a dire che è sempre più difficile avere giovani che si impegnano, perché è vero che gli esempi da una parte e dall'altra, quindi non faccio differenze di schieramenti, non sono dei più edificanti. E quindi un giovane sì, è sempre sul chi vive prima di avvicinarsi, e questo è uno dei più grandi torti che ha la politica, ripeto, da destra a sinistra e da sinistra a destra, ecco, nel non capire che il domani non è in mano a noi, è in mano a chi viene dopo. E la più grande colpa di chi amministra una comunità, di chi fa un servizio come dovrebbe essere la politica una comunità, è non capire che bisogna preoccuparsi di passare il testimone in mani che siano in grado poi di a loro volta costruire, progettare e avere un orizzonte per un domani migliore per questa nostra società. Allora, un'altra domanda che volevo farle: Castelfranco è in bilico, abbiamo sentito il sindaco di Castelfranco, che è anche presidente della provincia di Treviso, dare le dimissioni perché è un momento molto difficile, non è capito, non è compreso. Però si sono tutti schierati e hanno fatto barriera, perché a mio avviso la cosa importante della quale i partiti penso abbiano bisogno in questo momento sono i soldi. Siccome devono arrivare montagne di soldi col PNRR, così almeno si dice, sono soldi che veramente verranno destinati, dovrebbero essere per la comunità, però questo fa molto pensare. Fa pensare perché è un momento delicato, un momento che tutti dovrebbero riflettere, perché poi quelli che ne pagano le conseguenze sono i cittadini, o sbaglio, avvocato Sartoretto? Beh, mi consenta abbastanza liberamente di dire quello che è il mio pensiero. Vede, 15 giorni fa, un sabato di 15 giorni fa, alle 6:04 del pomeriggio, Marcon convoca il segretario generale in comune e rassegna le dimissioni con una riga. Dopo essere tornato questo l'abbiamo appreso anche dai vostri servizi televisivi, dopo essere tornato da Padova, dove si votava per il segretario regionale della Lega. E qualche minuto dopo aver assegnato le dimissioni, posta un lungo comunicato in cui in sostanza dice una serie di cose. Chiama Caregari 3 della sua maggioranza che a suo dire lo hanno costantemente ostacolato nell'attività amministrativa, attacca il sindaco di Treviso per le iscrizioni al registro dell'anagrafe degli LGBT, attacca Salvini per il ponte di Messina, attacca Zaia per il centro per il cambio del sesso nel Veneto. Successivamente altro comunicato in cui in buona sostanza dice: ho qualche assessore che non merita lo stipendio che prende visto il tempo che dedica alla sua attività. Quindi ha fatto tutto lui, e ha fatto tutto lui tanto più che io sono in consiglio comunale all'opposizione, non mi risulta che i 3 cosiddetti Caregari, per capirci e per usare il termine usato, gli abbiano mai votato contro a una delibera.
c'è stato qualche, credo in due, forse 3 occasioni un'astensione, ma mai hanno votato contro una sua delibera. Quindi, voglio dire, sta cosa ha dell'incomprensibile nel momento in cui nasce e dell'inverosimile nel momento in cui va a chiudersi, perché probabilmente, io ne sono ragionevolmente sicuro, trattandosi di una manifestazione che ho definito in una prima vostra intervista marconata, siamo abituati a queste scelte così eclatanti che poi quatte, mogge rientrano nei ranghi, e quindi io credo che per fine settimana, credo che il termine scada venerdì, il buon Macron, per il bene della città, per il futuro di Castelfranco e perché poi ha fatto atto di sottomissione al suo partito dicendo che sia detto, ma lui è ancora fervente credente della Lega, ritirerà le dimissioni e finiva tutto a tarallucci e vino, avendo preso in giro una città che sta soffrendo sotto tutti i punti di vista. Ricordo solo un fatto che secondo me, sarà perché sono vecchio e sarà perché oramai io ragiono secondo un certo schema, ha dell'incomprensibile che l'ufficio anagrafe del comune di Castelfranco, per chi non lo sapesse, più di qualche giorno a settimana è chiuso per mancanza di personale. Allora, invece di fare le marconate, bisognerebbe che Macron pensasse a svolgere il suo ruolo in comune e in provincia, e se è stanco o non ne ha più voglia, lasci il campo, si vada alle elezioni, si giri pagina e si trovi un'amministrazione che è in grado di pensare al domani della città e al benessere dei suoi cittadini. Allora, io sono convinta che questi due imprenditori che abbiamo, anche loro, siano molto lontani da quelle che sono ultimamente le beghe politiche di quasi tutti i partiti, perché veramente non ne scartiamo neanche uno, chi più chi meno, ma ci sono in gioco le europee, questa è la verità, ci sono in gioco le poltrone. Ecco, voi ragazzi, cosa dite? Siete vicini, lontani alla politica, o il vostro obiettivo invece è riuscire veramente a resistere, a farcela e a migliorarvi sempre di più e di essere supportati come imprenditori, ciò che viene molto poco a mio avviso? Prego. Allora, io ammetto che sono abbastanza lontana dalla politica, nel senso che sarà anche ignoranza, ma non la seguo, non me ne intendo nemmeno, quindi sì, ecco, mi riservo di non rispondere a domande politiche. Però sì, non voglio che tu risponda a domande politiche, quello che vogliamo capire è perché i giovani non vanno a votare, questo è il grande problema, perché i numeri sono numeri, cioè non è che uno dica io non sono d'accordo con questo, proprio la politica non mi interessa, è così anche per te, Veronica? Ma oddio, diciamo che quando ci sono le elezioni mi informo bene e in quel caso vado a votare, però nel momento in cui non ci sono elezioni non la seguo particolarmente e costantemente, questo intendo. Sentiamo Bruno. Allora, votare è sacrosanto e necessario. Bravi. Solo una cosa mi viene da dire, che per noi, almeno nel mio caso, secondo me, e questo può essere visto anche in modo generale, la politica diventa una distrazione. Nel senso, la politica ti dà i mezzi per riuscire poi nel quotidiano magari, perché la si può sfruttare, la si può utilizzare per via delle leggi, per via delle normative, per creare qualcosa. Però tutte le beghe sono semplicemente delle distrazioni. A livello imprenditoriale e aziendale le difficoltà e i problemi sono ben lontani da quello che è la politica, e quindi ecco perché secondo me non viene più seguita, a meno che non venga seguita come strada di vita, però anche qua è sbagliato, perché secondo me chi va in politica non può pensare di andare senza un'esperienza, perché io non posso pensare di amministrare un paese, un comune, una città o uno stato senza prima aver amministrato le mie finanze, oppure comunque senza prima aver amministrato la mia vita. Ecco. Molto chiaro Bruno, ti ringrazio. Avvocato Sartoretto, ha sentito che preparati sono? Sì, sono di giovani che hanno le idee chiare,
che non è vero che non pensano anche alla politica in senso ampio e che soprattutto, ecco, è questo il punto nodale, col comportamento, con quello che fanno, dimostrano che pensano al domani di questa nostra comunità e di questa nostra società veneta e italiana. Penso invece, io aggiungerei, che questi ragazzi che non vanno a votare perché non vogliono questa politica, è questa politica di fatta quasi sempre di politicanti che non va bene, non di politici. Loro vogliono politici, vogliono veramente delle persone che pensano al territorio, sono ragazzi che credono. Prima abbiamo sentito la dottoressa Troian, direttore Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, sono persone che girano il mondo, poi ritornano nel proprio paese sperando di riuscirci a farci. La cosa non semplice, come ha detto la dottoressa Troian, ma se ci credi puoi anche riuscirci, però non è facile. Ma perché non deve essere facile nel nostro paese, visto che abbiamo queste meraviglie che sono i ricercatori, gli scienziati, gli ingegneri, abbiamo proprio una manualità, abbiamo una creatività che tutti ci invidiano? Perché è così difficile? E perché le segreterie dei partiti non riescono a capire che abbiamo bisogno di persone competenti, specialmente su determinati assessorati a livello regionale, ma anche comunale, regionale e soprattutto a livello governativo, Sartoretto? Perché non si mandano avanti i più bravi? Ma vede, perché i perché possono essere tanti e io così ne dico alcuni, dico la mia impressione. Noi abbiamo assistito in questi ultimi 30 anni, quindi prendo un arco di tempo molto vasto, a un'escalation della politica in cui la politica, più che fare, è sempre stata apparire. Più che dire, la politica ha gridato. Più che ragionare, ha lanciato slogan. Ecco, e allora nel momento in cui tutto è sacrificato all'altare dell'immagine, è evidente che viene meno quella riflessione e quella capacità di immedesimarsi anche in quelli che sono i problemi dei cittadini, e in questo caso stiamo parlando dei giovani, e si perde di vista il linguaggio e gli obiettivi che sono quelli che dovrebbero indurre una classe politica, come dicevo prima, a intessere un dialogo con le generazioni future e soprattutto a rispondere a delle esigenze delle generazioni future. Ma scusi, da quanto tempo diciamo che le teste migliori, i cervelli migliori se ne vanno dal nostro paese? Noi abbiamo fior di ingegneri, di tecnici, di laureati in tutti i rami scientifici, di artigiani che per un domani migliore devono prendere la valigia e andare all'estero. Ma è ora che la finiamo di dirle queste cose, è ora che facciamo qualcosa perché restino qua. Leone da Tre Baselleghe, ciao Leone. Ciao Milena, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, io sono sempre andato a votare, però adesso sono pieno di colpe, perché se le cose non sono andate come dovevano andare, è anche colpa mia perché ho votato e i politici non hanno fatto quello che avevano promesso, mentre quelli che non sono andati a votare non hanno nessuna colpa, non gliene frega niente. Cioè, io ho i rimorsi che sono andato a votare i partiti che non hanno fatto tutte queste promesse e poi non le hanno mantenute. Qui è il problema e io penso che non andrò più a votare perché non voglio più avere colpe, non voglio più avere rimorsi, non voglio più dire è colpa mia che li ho votati. Il problema è questo. Volevo chiedere all'avvocato, adesso che fanno questa riforma della giustizia. La riforma della giustizia per me dovrebbe essere per gli italiani, non per i magistrati, per gli avvocati. Cosa pensa il suo ospite che è un avvocato? Posso? Vediamo che finisca, poi rispondiamo. Vai Leone. E poi queste intercettazioni telefoniche. Le intercettazioni telefoniche si fanno se c'è un crimine, un problema, e allora ci sarà
i servizi segreti che faranno le intercettazioni telefoniche. Ma fare le intercettazioni telefoniche come si fa qui è un abuso di potere, è una violazione dei diritti umani. Questo vuol dire che noi non abbiamo la libertà di fare una telefonata e dire quello che si vuole, perché se io devo fare una telefonata e penso di essere ascoltato, non dico quello che voglio, devo dire quello che piace a qualcuno che mi sta ascoltando. Io penso che sia una vergogna che un paese abbia le intercettazioni telefoniche come ci sono in Italia. Cioè, qui veramente non c'è la democrazia. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, prego avvocato Sartoretto. Io credo intanto che la prima vera riforma sarebbe dotare i tribunali del personale che hanno in pianta organica. Io conosco la situazione, parlo di quello che conosco, di Treviso, Padova e Venezia. È inutile dire che ci sono arretrati, non vanno fatti i processi, ma andiamo a vedere quanti magistrati ci sono in pianta organica, quanto personale amministrativo e ausiliario c'è in pianta organica e che ammanchi ci sono nelle piante organiche dei tribunali. Allora, la prima riforma, invece di continuare a emettere norme su norme per cui ogni 6 mesi in Italia si tocca una norma del codice penale o civile da una parte e dall'altra, si mettono pezzi eccetera. Cominciamo a dire, facciamo una verifica seria di quello che è lo stato del personale dei tribunali e vediamo di metterli in condizioni di funzionare. Dopodiché sono convinto che alcune cose effettivamente vadano riformate. Il nostro interlocutore parlava delle intercettazioni telefoniche. Ecco, io sono convinto che per alcuni reati le intercettazioni telefoniche siano fondamentali. Ovviamente parlo di reati più gravi, di reati per cui valga la pena mettere in campo un apparato di costi e di mezzi come quello che porta a fare intercettazioni telefoniche. Altro discorso è come vengono poi utilizzate o divulgate queste intercettazioni, perché è evidente che se stanno intercettando lei perché è sotto indagine, mi rivolgo a lei perché ce l'ho a fianco, per un reato molto grave e c'è una mia telefonata che non c'entra niente con il reato per cui lei la stanno indagando e io mi ritrovo sul giornale per cui magari una battuta anche su argomenti che, ripeto, esulano completamente dall'inchiesta e mi ritrovo sbattuto in prima pagina, beh sì, questo non è che credo si concili bene con il rispetto della democrazia e della privacy delle persone. E quindi su queste cose certamente se c'è da precisare qualcosa e da intervenire per porre un ulteriore argine a questo tipo di manifestazioni, credo vada fatto. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda. Ciao Luciano, ben arrivato. Mirella, ciao, buongiorno a tutti gli ospiti. Io sono, al contrario del signore che ha telefonato prima, anch'io come lui ho sempre votato. Io, Mirella, ero il primo nel mio paese, Manerba del Garda, quando c'erano i referendum da tirare su le firme e tutto. Io ho sempre votato e non mi sento in colpa di niente perché se hanno fatto delle leggi sbagliate le hanno fatte, non le ho fatte io. Due, ho sentito benissimo ieri sera i magistrati, i presidenti dei malati dell'UCIR che si chiami, ma si permette, come si mettono i magistrati. Si sente male Luciano, è ripartito bene, adesso si sente male, prova a mettere a posto. No, non ti sento. Niente, vediamo se riproviamo a riprendere la telefonata. Allora intanto andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato che ci vorrebbe una scuola di politica, ma soprattutto una scuola del fare e non del dire, perché siamo stanchi di sentire parole, abbiamo bisogno di fare, di agire. Andiamo a vedere questa scuola di Spiedo, andiamo a vedere.
io ad esempio lo cerco di infilare come per il caso del primo pezzo, anche nell'ultimo pezzo lo cerco di infilare dove c'è un lembo di carne mobile che si muove, e lo vado a fissare con la mia chiave a brugola. Allora, è importante non schiacciare troppo la carne perché altrimenti non si cucina, come è importante però non lasciarla troppo larga perché altrimenti si vanno a verificare fenomeni di rotazione della carne dell'asse su se stessa. E quindi questa è la mia praticamente spirina, la mia asta. Allora, abbiamo visto questa scuola invece, e questi ragazzi ce lo spiegheranno, l'importanza è di conoscere ma poi di fare. Voi avrete appreso, avete imparato, poi avete fatto. Prego Veronica. Esatto, diciamo che abbiamo fatto 2 giornate di introduzione al mondo dello spiedo, in cui abbiamo fatto una presentazione aziendale per farci conoscere alle persone interessate, appassionate del territorio, e abbiamo proseguito le 3 orette che abbiamo fatto con loro con la spiegazione appunto della ricetta. Non è un vero e proprio corso, è proprio un'introduzione, poi eventualmente per i veri appassionati si può proseguire il corso che si sviluppa in più serate all'Accademia di Spiedo di Pieve di Soligo. E diciamo che sono state delle giornate sì per far capire chi siamo noi, i nostri prodotti, ma soprattutto per introdurre un'alternativa alla cottura a legna, che è quella della parabola elettrica. Infatti, mentre noi facevamo la spiegazione teorica, c'era dall'altra parte la parabola elettrica che stava cucinando lo spiedo, e per far vedere e sentire e gustare, diciamo, una cottura alternativa per chi magari non ha tempo, non ha spazio di gestire il fuoco, e quindi abbiamo approfittato di questo gruppo di appassionati. Abbiamo fatto 2 volte il corso, una volta con una 30ina di persone, un'altra con una 20ina, e abbiamo fatto conoscere questo prodotto che non era molto conosciuto appunto nel territorio. Allora Bruno, quello che emerge è che voi pensate, cercate di migliorare, cercate di dare un qualcosa di importante, uno strumento che aiuti, in questo caso, a cucinare meglio, ma soprattutto le idee. Ecco, possibile che a questa politica non vengano le idee per migliorare questa situazione? Guardate che la povertà, e io lo dico quasi tutte le mattine, sta aumentando in maniera incredibile. Guardate che abbiamo dei numeri che fanno impressione. Ecco, questa voglia di fare, Bruno, di creare, di migliorare, forse, ecco, la politica dovrebbe fare una scuola prima, come avete fatto voi, come c'era una volta nella Democrazia Cristiana. Non è che si arrivava assessore subito, tu dovevi fare un percorso, dovevi imparare, come hai detto giustamente tu prima, si impara, devi avere una scuola alle spalle, non puoi leggere una determinata se non la conosci, non sai neanche cosa vuol dire, ma perché la segreteria politica ti ha messo su quel posto, indipendente che tu sappia o non sappia. Ecco, è questo che manca, e poi poca voglia di imparare e poi fare. Cosa dici Bruno? Voi invece ce l'avete la voglia di imparare, di fare, e abbiamo visto i risultati che sono veramente ottimi. Prego Bruno. Allora, ripeto quello che ho detto prima per quanto riguarda la politica. No, ma puoi anche lasciar perdere, non è che devi parlare per forza di politica. Parlo io Bruno, parlo io, tu parla delle tue cose, tranquillo. Allora, intanto, la voglia di fare e di imparare c'è sempre, bisogna averla per migliorarsi, innovarsi e per non rimanere indietro con tutti gli altri che potrebbero essere visti come competitor in qualsiasi campo, non solo nel nostro, ma in qualsiasi mondo. Il concetto fondamentale è che se si è dinamici, se si è un'azienda che è dinamica, è un'azienda viva, e anche se arrivano dei venti un po' meno favorevoli si riescono ad affrontare, mentre se un'azienda è statica e non si riesce a innovare, è sempre ferma con le proprie visioni, sì, magari sopravvive, però non avrà mai una prospettiva di crescita. Ecco, quindi noi comunque abbiamo degli obiettivi, quindi torniamo al discorso iniziale. Per raggiungere questi obiettivi dobbiamo affrontare alcuni scalini, e man mano che questi scalini vengono superati se ne presentano di nuovi. È normale amministrazione a livello aziendale, lo abbiamo capito, lo sappiamo, lo sapevamo. Quindi non ci spaventiamo di fronte alle problematiche o comunque alle nuove idee,
basta portarle a termine e realizzarle. Sì, io ho avuto, Bruno, diversi imprenditori come te molto giovani che hanno creato anche delle innovazioni nel vero senso della parola. Penso alla coltivazione con l'acquaponica che abbiamo la fortuna di avere qui anche a Crocetta del Montello e anche in Friuli, poco conosciuta ma molto importante perché c'è un risparmio di energia incredibile. Ma soprattutto è la burocrazia, i paletti per superare questo, per aprire un'attività è difficilissimo, molta burocrazia, molti paletti e poco supporto. Sei d'accordo anche tu, Bruno? Sono tutte distrazioni, come detto prima. Se le persone avessero modo di lavorare anziché e di concentrarsi sul come far crescere l'azienda anziché il come risolvere magari una questione burocratica, una carta d'ufficio, sarebbe molto più veloce. Cioè, io non posso permettermi di perdere del tempo, magari un'ora al giorno, per svolgere una pratica d'ufficio che magari in 5 minuti, se fosse semplificato, l'avrei finita. Un'ora al giorno per me vuol dire aver perso un'ora al giorno che potevo dedicare ad altro. Bravissimo, ripreso la linea Luciano, eccoci qua Luciano, prego. Sì, Mirella, mi senti? Sì, adesso sì. Mi senti? Sì, sì. Niente, volevo dire, i magistrati non devono obbedire a nessuno, devono applicare le leggi fatte dal Parlamento. In Parlamento è il popolo italiano, non devono, tra parentesi, dovrebbero dare dei consigli al ministro, al Parlamento, dare dei consigli, ma non criticare ancora prima che sia presentata la legge. Abbiamo una giustizia che funziona malissimo, no? Questo lo dobbiamo dire. Io fra 3 mesi ho 77 anni e ti potrei raccontare qualcosa che mi è successo anche a me, anche sul civile. Niente, anche noi popolo vorremmo certe leggi, certe cose. L'ultima, Mirella, per gli incidenti sui tir, perché io ero un vecchio autista di autotreno, ci sono i tachigrafi, no? Già da 40 anni. Dovrebbero essere messi anche sulle macchine, dovrebbero costare poco, allora uno lo fermi anche dopo che ha passato il paese e vedi se è passato a 50 all'ora o 80 all'ora. Perché a vita sono questi hanno il 50 all'ora, tu rallenti e ti passa una moto a 120. Col tachigrafo invece sempre controllerebbero. Grazie Luciano, grazie perché sta andando via anche un'altra volta il collegamento, ma abbiamo capito le tue riflessioni. Come rispondiamo, avvocato Sartoretto? Sì, io credo che l'esasperazione del conflitto tra il potere politico e il potere giudiziario porti a una catastrofe in questo Paese, soprattutto mina la credibilità sia della politica sia del potere giudiziario. Quindi credo che, stante il fatto che i due poteri devono essere ben separati, lo prevede la nostra Carta Costituzionale, è altrettanto vero che sono ingiustificati gli assalti della politica alla magistratura in quanto si ritiene la magistratura incorra nel reato di lesa maestà perché fa il suo mestiere. E d'altra parte non è pensabile che la magistratura, prima ancora di capire o di vedere quali sono le riforme che si vogliono portare all'attenzione del Parlamento, attacchi la politica o comunque metta i puntini sulle i dicendo questo no, l'altro no. Credo che sia imprescindibile un dialogo, non ci possano essere le barricate, perché le barricate in questi campi fanno solo tanto male alla democrazia e alla giustizia con la G maiuscola. Giusy da Treviso, vai Giusy, ciao. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. E ora Mirella, ci accorgiamo che
che ogni persona che tu ospiti le diamo sempre ragione, perché ci fanno capire che avrebbero la situazione giusta in tasca. Ne sono passati di anni di ospiti nella tua trasmissione, ma quando dobbiamo ancora aspettare che ci facciano vedere cosa hanno costruito per noi, Mirella? Di nuovo, anche perché se uno vuol fare una cosa, centinaia di altri non gli va bene e allora si ferma tutto come ogni votazione e stiamo qui ad aspettare ancora, non so, perché dopo ci promettono, ti dicono guarda facciamo così, facciamo colà, ma sono sempre fermi e mi dispiace questa cosa qui perché stiamo andando veramente a remengo. Vi saluto. Grazie Giusy, la riflessione di Giusy è la riflessione di molti, come molti la pensano come Leone a Tre Baseleghe, che ormai il leitmotiv io non vado più a votare, non ci credo più, non vedo più perché non ci sono i risultati, perché non c'è una politica, che dicevo prima a Sartoretto, del fare, c'è una politica del dire, o con lo zio Remo faremo, diremo, vi porteremo, ma faccio, oggi faccio questo, non c'è. E se uno ha anche la volontà, nello stesso partito, vediamo anche Fratelli d'Italia in questo momento che ha il governo, ecco, all'interno dello stesso partito ci sono veramente posizioni contrastanti, diverse, non è facile governare un paese, ma noi veramente abbiamo bisogno di risposte, Sartoretto, ma questo è successo anche non solo con questa Premier, ma è partito anche col Partito Democratico, con i 5 Stelle, cioè tutti quanti su un bel momento, quando il paese doveva partire, cade il governo, tanto è vero che siamo quelli che hanno più numeri veramente, ma dei numeri incredibili di votazioni, una roba proprio di governi, una roba veramente che non sta più né in cielo né in terra, per non parlare di chi abbiamo mandato in Europa fino adesso e poi ci ritroviamo che non riusciamo neanche a fare i bandi rispetto alla Spagna o altri paesi che portano a casa non solo quelli ma anche quelli che verranno in futuro, perché hanno sempre mandato delle squadre prima a imparare e poi a fare e sono pronti nell'agire. Questo è il problema. Prego Sartoretto. Ma se avessi la ricetta sarei Presidente del Consiglio o Segretario nazionale di un partito. Ecco, io faccio le mie considerazioni. Io credo che chi è impegnato in politica debba fare, laddove è impegnato e per i ruoli che svolge, la propria parte. Se applicassimo questa semplicissima regola che ognuno, dal comune più piccolo al comune più grande, alla regione, al Parlamento, facesse con coscienza la propria parte e assumesse o mantenesse gli impegni che ha assunto con i suoi elettori, ecco, credo che avremmo fatto un grande passo avanti sulla politica del fare e non sulla politica del promettere o sulla politica dell'immagine. Però è anche vero, Sartoretto, che io che sono in provincia mi devo confrontare con degli impiegati, un'impiegata, per portare a casa qualcosa e ho i miei problemi risolvere. Questo non è ammissibile, caro Sartoretto, non è ammissibile che io mi debba confrontare, ma non per me, dico in generale, neppure con un dirigente, ma con un impiegato, è un ente pubblico, ma stiamo scherzando? Io non voglio confrontarmi con un impiegato, ma non perché non credo all'impiegato, ma non è il suo ruolo. Non è lui che mi deve dare la giusta via o farmi capire dove ho ragione o dove ho torto. Ci sono delle figure pagate e preposte e veramente che dovrebbero fare questo. Stiamo parlando di enti pubblici che sono in balia totale dei dirigenti, questa è la verità purtroppo. Cos'è successo alla politica? La politica ha fatto sì che comandano i dirigenti, perché aveva dei problemi grossi nel mettere del fare. Siccome non sono in grado di fare, allora per paura di sbagliare delego il dirigente, che magari poi non trovi perché c'è l'impiegato. No, io con l'impiegato mi dispiace, Sartoretto, non mi confronto. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere all'avvocato. Allora, l'incidente che è successo a Santo Stefano di Cadore. Sì. Allora, quella ragazza era da 2 mesi che girava qua in Italia con quella macchina. Hanno detto che è nullatenente, che non ha niente, ma come può mantenere una macchina del genere, girare e dopo
anche, io conosco un signore che circa 60 anni fa ha avuto un incidente con un camion cisterna in Austria. Ci sono stati dei morti, però non sapevano chi aveva causato l'incidente. Si è fatto 6 mesi di carcere e dopo non era lui che aveva provocato l'incidente, però 6 mesi se li è fatti. Adesso questa hanno detto che oggi verrà messa in libertà. No, non è giusto, non è giusto. Ha ucciso 3 persone. Se era pazza doveva andare in manicomio, a parte che li hanno chiusi. I sani di mente sono dentro e i matti sono fuori. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grande Nadia, grande la nostra Nadia. Prego, avvocato Sartoretto. Su questo o su quello che ha detto? Tutti e due. Allora, su quest'ultimo fatto, tristissimo e gravissimo per l'epilogo, sì, io non ho i dettagli di questa persona, mi risulta sia in stato di arresto, stanno facendo delle indagini, risulta sia, mi pare di aver capito, una cittadina straniera che con una macchina, peraltro di grossa cilindrata, intestata al padre però. Viaggiava in Italia, evidentemente qualcuno i mezzi li avrà dati e dopo ha causato quello che tutti sappiamo e vedremo gli sviluppi. Su quello che lei ha detto prima della provincia, io credo sia necessario fare chiarezza. E dico credo sia necessario fare chiarezza perché, vede, è vero che laddove manca la politica totalmente, suppliscono i funzionari, i dirigenti, gli impiegati. Che questo sia giusto è un altro discorso e non è giusto. Dopodiché assistiamo a, è inutile che nasconderci dietro un dito, questa riforma della provincia è stata un fallimento, bisogna avere il coraggio di dirlo, nel senso che ha portato in pratica un uomo solo al comando, perché questa è la verità, chi comanda in provincia è unicamente il Presidente, perché sono tutti decreti di natura presidenziale, in Consiglio vengono cose, l'atto fondamentale che è il bilancio e poi qualche delibera di natura patrimoniale. Ma tutto quello che il resto viene normato, viene regolato da decreti del Presidente. Questo Presidente ha poi dato una sua interpretazione a quello che deve essere l'andamento politico in provincia, per cui ha ritenuto, facendo cosa diversa da quello che hanno fatto altre province del Veneto, Padova per esempio, Verona per esempio, di escludere completamente quelli che non erano della sua lista. Per cui io con le altre 2 colleghe con le quali siamo in Consiglio provinciale per la opposizione siamo costantemente tagliati fuori e convocati solo nelle sedi ufficiali dell'approvazione del bilancio e delle varianti del bilancio, e quindi è evidente che con questo modo di procedere e di fare il contributo che possiamo dare lo diamo tramite qualche interrogazione, qualche interpellanza, qualche chiarimento che chiediamo quando si viene in discussione, ma non avendo nessuna delega, perché il Presidente ha ritenuto di darle solo ed esclusivamente ai consiglieri della sua maggioranza e di fare l'uomo solo al comando, peraltro spesso anche assente, ecco, e quindi si è creata questa situazione per cui lei mi sta dicendo questa mattina, ma so che lo dice
non da questa sì, mattina, lo dico ma da spesso, tanto perché tempo. La verità non è che ma devo da tanto nascondere tempo, qualcosa. Ecco, i perché funzionari... capisce Sartoretto che non è che vengano contro la sottoscritta, qui vanno contro i volontari, il Banco Solidale, che è l'unico banco all'interno di un ente pubblico in Italia. Non abbiamo mai visto nessuno che venga a ringraziare non la sottoscritta, può fregarmi nemmeno, come dico sempre, ma questi volontari anche diversamente giovani, che arrivi un panettone a fine anno, una colomba, mai, come non esistessimo. Perché? Perché non viene visto bene da parte di qualcuno questo banco, questo emporio solidale dentro questa provincia. Però io dico una cosa, che il politico passa, la solidarietà rimane, i fatti vestano. Certo. Abbiamo la Lina da Riese Piodecimo, vai Lina. Buongiorno a Buongiorno. lei, signore, anche all'avvocato Sartoretto. Allora, volevo fare una domanda all'avvocato. Mio papà è in pensione dal 95, è andato in pensione all'epoca con 42 anni di contributi, che all'epoca erano tanti. Gli hanno diagnosticato nel 2012 l'asbestosi polmonare presa con l'amianto in fornace. All'epoca appunto è stata riconosciuta come malattia cronica, però dal 2012 ad ora, ogni volta che andiamo giù all'INPS a Treviso, mio papà viene trattato come fosse un deficiente, mi permetta il termine, e non gli è riconosciuta, dicono che è una cosa che non è proprio così riconosciuta. Allora, o è riconosciuta dai medici che l'hanno in cura, o non è riconosciuta, perché alla fine della pensione non gli è mai stata data questa indennità. A chi ci possiamo rivolgere? Perché mio papà ha 83 anni, la malattia sta progredendo e non trovo giusto che non possa essergli riconosciuta questa cosa, questa indennità. Ecco, tutto là. Grazie Lina, molto importante, perché appunto mancano i punti di riferimento oppure non li conoscono. Ecco, non sanno a chi rivolgersi, nonostante tanti uffici, tanti bla 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 bla, alla fine chiamano svegliaventi e cosa devo fare? Prego avvocato, poi torniamo dagli ospiti. Il consiglio che io do alla signora è quello di rivolgersi a un patronato di un sindacato, il quale istruirà una pratica con l'INPS. Il papà verrà sottoposto a una visita medico-legale e verrà esaminata tutta la documentazione, perché è semplicemente vergognoso quello che ci sta raccontando, e quindi si muova secondo me in questo senso. Grazie all'avvocato Sartoretto. Allora adesso invece andiamo a vedere questa officina lavoro, dove si lavora. Ecco, commentatela ragazzi, perché non c'è l'audio, ma è una cosa importantissima che vedremo. Andiamo col video e voi lo commentate. Eccola qua, prego. Chi commenta? Vai. Allora, commento io. Queste sono tutte piccole lavorazioni che facciamo per la costruzione dei nostri macchinari. Sono tutti pezzi che, come potete vedere, facciamo manualmente, e quindi il valore è che facciamo un controllo qualità ogni qualvolta che dobbiamo costruire qualcosa. In questo caso qua sto facendo dei fermamaialino, che quindi vanno a fermare dei tagli di carne più grossi, come appunto maialino, polletti o capretti, per non far girare la carne su se stessa durante la cottura. Sono tutte cose appunto su richiesta, su personalizzazione, che ci viene fatto dal cliente. Abbiamo sì degli articoli standard ovviamente, però poi siamo anche noi degli artigiani, e quindi facciamo tranquillamente la richiesta del cliente, tanto che soprattutto nell'ultimo periodo ci è capitato di fare su misura cose piccole come cose tanto grandi. E non so se vi è arrivato il video, però abbiamo avuto l'occasione anche di fare un girarrosto gigante da 1500 porzioni. Poi lo vedremo. Siete stati bravissimi. Ascolta Veronica, però un'altra cosa che volevo dirti, tu con Bruno stai spiegando una cosa bellissima, nel senso la creatività. Questo a casa, sto spiedo, sta griglia, quello vogliamo, sto forno, però dice io vorrei che cucinasse la carne in maniera diversa, non vorrei girare, cioè idea più idea, perciò vuol dire fare squadra anche, o sbaglio Bruno, col cliente? Sì, le esigenze del cliente bisogna sempre trovare il modo di raggiungerle, perché sono quello che ti fa crescere poi anche a livello tecnologico.
perché non tutti hanno le stesse necessità, quindi chi ha delle necessità diverse ti spinge a cercare la soluzione migliore per raggiungere quella soluzione. Quindi è necessario il dialogo con il cliente e capire quali sono le reali necessità di esso. Beh, è molto bello quello che hai detto, perché questo dovrebbe essere anche in politica, ascoltare noi che abbiamo abbastanza le idee chiare sui servizi che vorremmo, caro Sartoretto, ecco, gli diciamo anche guarda che dovresti fare così perché ho bisogno di questo, però purtroppo non succede come succede invece con questi meravigliosi ragazzi che abbiamo sentito. Abbiamo Silvana da Biancade. Ciao Silvana. Buongiorno signora Mirella, buongiorno. Volevo dire che è tanto brava, tanti medici vengono, politici e tutto, però non viene ascoltata. Ascolti, 15 giorni fa, ho telefonato che era la sindaca di Roncade. Si ricorda? 15 giorni fa ti ha telefonato per? Ho parlato con la sindaca di Roncade. Ah sì, che già era sindaca di Roncade, sì. Sì. Che le avevo detto se possono, che io ho 84 anni. Ferma, non avevi lasciato il numero, ferma, sì, quando siamo andati a verificare tu non avevi lasciato il numero, certo che mi ricordo tutto me. Quando siamo usciti per dare il numero alla sindaca tu non l'avevi lasciato. No, io l'ho lasciato come stamattina me l'ha chiesto. No, non c'era il numero purtroppo. Comunque rilascialo che finalmente riusciamo a darlo alla sindaca di Roncade. Allora Silvana, adesso che metti giù, dai bene il numero alla regia perché quel giorno purtroppo non so cosa è successo ma non c'era il tuo numero. Grazie Silvana di averlo, come vedi non sono stata ascoltata perché non siamo riusciti a capire il tuo problema, nel senso che non avevamo il numero. Rilascialo che lo passo alla sindaca di Roncade. Questa è la testimonianza del rapporto che è importante tra cittadino e amministratore, parlarsi, sentire, capire, anche se poi devo dire la verità, bisogna vedere perché la bilancia pesa sempre 50 e 50, non è sempre che la ragione stia solo da una parte o dall'altra, però essere ascoltati è importante come ha spiegato Silvana, prego. Io credo che il dovere di un amministratore è ascoltare tutti e dare delle risposte che possono anche essere no. Certo. Beh, non è mica vero che bisogna sempre dire sì, ci sono delle cose in cui si può dire sì. Che si può fare. E si possono fare. E delle cose o delle pretese alle quali non si può dar seguito e bisogna avere il coraggio e l'umiltà di dire no. Però dire ni o dire sì che poi è no, questo vuol dire prendere in giro il cittadino e questo vuol dire aumentare la sfiducia nella politica. Bisogna che chi amministra la cosa pubblica ascolti e abbia il coraggio di dire sì o no. Credo sia abbastanza, è una delle regole fondamentali della vita. È molto più facile dire no in questo momento perché mancano case, il piano casa è un problema enorme. Veramente io sabato ho avuto ospite la presidente del Sunia, proprio Marcon, ho avuto ospite il presidente dell'Atere e purtroppo la coperta è corta e se non è corta non c'è addirittura la coperta perché hanno venduto, non hanno i soldi per rimettere in ordine questi appartamenti, persone che pagano 70, 80, 90 euro di affitto non ce la fanno, è troppo poco, quelli che potrebbero pagare di più dovrebbero essere mandati da un'altra parte, invece rimangono là perché se hai la possibilità di pagarti un affitto sono case che dovrebbero essere state case in emergenza, visto la situazione che abbiamo, però non si fa, c'è sempre qualcosa che in questo paese non va avanti e sono le necessità del paese, per non parlare dell'ospedale. Ho sentito telefonate, l'ospedale di Castelfranco era il numero 1, adesso non è più e la gente si accorge, chiama, dice ma cosa è successo all'ospedale più bello che c'era. Prego Sartoretto, questi sono i servizi alla persona che la politica dovrebbe dare risposte. Ma vede, se apriamo il ragionamento sull'ospedale di Castelfranco, lei parla con me che sono 10 anni che in Consiglio Comunale a Castelfranco, come minimo gli ultimi 10, portiamo una volta, due volte, dalle 2 a 3 volte all'anno come argomento l'ospedale di Castelfranco. Sull'ospedale di Castelfranco
Si era detto che doveva integrarsi con quello di Montebelluna e che a Castelfranco sarebbe venuto lo IOV. E con questo mantra si sono illusi i cittadini che comunque Castelfranco non ci perdeva, ma in definitiva ci avrebbe guadagnato in qualità di servizi. Oggi credo che abbiamo assistito allo smantellamento dell'ospedale di Castelfranco e alla parziale venuta dello IOV, nel senso che di tutto quello che era stato programmato, di tutti i servizi dello IOV che erano stati programmati, alcuni non sono venuti, sono anni che di 6 mesi in 6 mesi vengono procrastinato l'inizio dei lavori per la radioterapia, che è un investimento molto consistente che ci consentirebbe quindi di capire che effettivamente la permanenza dello IOV a Castelfranco non è più in discussione, ma questo è come, si fa come la carota con l'asino, no? Gli si dà la carota, intanto l'asino va avanti, ma la carota non riesce mai a mangiarla. Ecco, a noi ci stanno dicendo che sono in fase di appalto adesso con i lavori del bunker di radioterapia, ma io credo che se guardo i miei appunti sono in ritardo di qualche anno rispetto al cronoprogramma. Allora, questo non fa che aumentare la sfiducia nelle istituzioni che debbono preoccuparsi che quello che viene promesso e garantito ai cittadini viene fatto. È un disservizio di carattere generale perché se prima si diceva che l'ospedale di Castelfranco doveva integrarsi con quello di Montebelluna, oggi è in crisi sia l'ospedale di Castelfranco sia l'ospedale di Montebelluna, in realtà risposte non vengono date e alla fine della gita vanno incentivate le attività private, perché credo che mai, come in questi ultimi 10 anni, c'è stato un aumento dei centri di medicina privati come abbiamo nella nostra regione, come abbiamo visto appunto in questi ultimi 10 anni. Quindi questo è il risultato di un'operazione in cui si è massacrato il pubblico a vantaggio del privato. Grazie all'avvocato Sebastiano Sartoretto, consigliere sia comunale che provinciale a provincia di Treviso e nel comune di Castelfranco Veneto. Ragazzi, come ci salutate? Sentiamo come ci salutano Bruno Bisol e Veronica De Bona. Ecco, cosa vi aspettate per il futuro? Cosa vorreste? Prego. Allora, intanto vi ringraziamo per questo collegamento, per averci dato la possibilità. Guarda che non ho il spiedo, non ce l'ho lo spiedo, il video dello spiedo mi dicono dalla regia non è arrivato uno stand ma non lo spiedo. Ok, va bene, nessun problema. Ve lo riassumo, sostanzialmente era un girarrosto gigante da 1500 porzioni che noi abbiamo fatto, abbiamo avuto l'occasione di fare a aprile di quest'anno su richiesta del cliente, quindi appunto non solo nelle dimensioni ma anche proprio nel meccanismo e nella forma. Bravissimi. Bruno, grazie. Come ci saluti? Ma non saprei bene cosa dire adesso. Non mi viene in mente niente. C'è una cosa che vorreste che la politica facesse per voi giovani imprenditori, ad esempio. Ecco, cos'è che crea? Ad esempio, prima hai parlato di burocrazia. Non posso perdere un'ora, dovrei perdere solo 5 minuti perché quell'ora è pesante. Ecco, snellire la burocrazia, cosa dici, Bruno? Ma la semplificazione di essa sarebbe semplicemente un passo avanti per chi poi può dedicarsi ad altro, cioè, ma penso sia chiaro, penso sia... È talmente chiaro che non lo fanno. Anche nella sfera privata, con qualsiasi tipo di documentazione alla quale un privato cittadino deve andare a sostenere, non necessariamente come azienda, anche a livello privato si sente questa pressione burocratica in termini di impegno che bisogna seguire per poter raggiungere magari uno scopo. Vedi che c'è qualcosa che hai chiesto che dovrebbe essere fatto non solo per gli imprenditori ma per tutto, snellire, ecco, e semplificare questa burocrazia che veramente ormai ci ha messo con le spalle al muro. Perdi una giornata come niente per fare niente, torni a casa e devi rifare tutto e perdi ore di lavoro e questo non è ammissibile. Oppure gli anziani che si spostano perché non hanno dei punti di riferimento. Io spero che qualcosa cambi perché proprio il paese è allo stremo delle forze ormai. Grazie a Bruno Bisoglia e Veronica
Valdebona, questi imprenditori, ecco, questi giovani imprenditori, grazie anche al nostro avvocato Sebastiano Sartoretto, grazie avvocato, pubblicità. Grazie. E vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Nardo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza, primo mandato Fratelli d'Italia. Abbiamo collegato anche da Milano l'architetto Luca Bombassei. Buongiorno architetto, grazie di essere qui. Si presenti architetto, perché è un architetto molto importante. Prego architetto Bombassei. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Sono Luca Bombassei e sì, credo di essere in mezzo a tanti veneti, un milanese con origini venete che cerca di tornare il più spesso possibile a casa a Venezia, e quindi sono anche il presidente di Venice Foundation e credo che il ruolo che mi è stato dato sia il motivo per cui sono qua questa mattina a parlarvi, e credo che la presentazione possa essere sufficiente. Ma certo che è sufficiente architetto, perché una fondazione, lei è presidente di una fondazione molto importante, una fondazione veramente che sta dando a questa città un lustro incredibile. Sa perché l'ho invitata architetto? Perché tante volte vado a Venezia e ho tanti amici, sia ristoratori ma artigiani, un po' di tutto, e mi dicono: sai Mirella, il futuro di questa di Venezia sarà un grande Luna Park, dove vedremo queste persone fino alle 18, 19, 20 di sera, specialmente nei fine settimana, e poi il buio totale, specialmente se non sei nelle vie più conosciute. Eppure quello che io vedo è che il mondo viene a Venezia per vederci, cioè la storia, veramente l'arte, la bellezza, questa unicità è riconosciuta, ma noi siamo molto perplessi, forse non sappiamo venderla nel modo giusto, non sappiamo apprezzarla nel modo giusto. Cosa ci dice architetto? Beh, il mio ruolo è il ruolo di un presidente di un'associazione, fondazione che segue un po' i beni artistici di Venezia, e quindi eredito il tutto tra l'altro da una veneziana adottiva come me, Franca Coin. Che salutiamo, che l'abbiamo avuta anche ospite. Certo, spesso ospite da voi, so che vi segue sempre e che vi manda ovviamente i suoi saluti, che come me innamorata di Venezia cerca di salvaguardarla e salvaguardare soprattutto per un ambito, perché non si può ovviamente essere su tutto quanto, l'ambito artistico di Venezia, della città. Poi è chiaro che una città così affascinante, interessante, ricca di stimoli e di cose da vedere, sia necessariamente oggetto di una sorta di assalto. L'assalto però può essere anche letto in una chiave positiva, cioè in una modalità per cui il mondo vuole conoscere Venezia e il suo territorio, perché poi non dimentichiamo che Venezia è tanto altro oltre la città di Venezia stessa. E quindi cerchiamo di leggere in modo costruttivo e positivo quello che ci dà questo turismo. Andrebbe solo regolamentato in un modo differente. Chiaramente non è compito mio dare le indicazioni, anche perché vi seguivo poco fa e le problematiche della gente forse sono ben altro rispetto al restauro di un quadro o a un microscopio digitale che noi abbiamo comprato per le scuole di restauro dell'Accademia, e sono più concrete e più reali. Però ognuno deve dare quello che riesce meglio a dare in un ambito in cui si riesce a muovere e con le capacità che ha. Quindi la mia fondazione, grazie anche al micromecenatismo, cioè la raccolta di tanti piccoli fondi, porta poi a delle operazioni in questo senso, in questo momento, in questo ambito culturali, mi viene da definire, per valorizzare certi aspetti della città che in questo modo non pesano sulle casse pubbliche, ma pesano su dei privati che amano la città, amano il territorio e amano soprattutto l'arte, e quindi in qualche modo incidono positivamente, costruttivamente alla bellezza di quanto stiamo parlando. Ma non solo, sa architetto, io penso invece che sia tutto collegato, nel senso che questi investimenti che voi fate nell'arte, che poi è cultura,
Ecco, questo turista che viene ad apprezzare, questo turista che spende, che vive Venezia, perciò è tutta una serie di fattori che aumentano anche quella che è l'economia, e quando gira l'economia stiamo bene tutti. Capisce perché l'ho invitata? Perché io mi ricordo una frase, non dico di chi, ha detto: non si mangia con la cultura. Ecco, io penso che sia la cosa più sbagliata che uno possa dire, un ex politico questo che l'ha detto, mentre la cultura è quella che veramente può far girare l'economia. Cosa ne pensa, architetto? Ma tutto fa parte dell'economia. Io trovo che non ha senso escludere degli ambiti, perché ogni ambito ha delle peculiarità e ha delle capacità di generare anche economia. Quindi il movimento dei turisti, il movimento intendo dire proprio una massa critica che si sposta dal mondo e viene a Venezia o viene nel territorio intorno a Venezia, ha bisogno anche poi di trovare qualcosa di sostanziale, quindi sicuramente un'organizzazione, ma sicuramente poi anche in una scala sempre minore l'oggetto per cui dal Giappone, dagli Stati Uniti, dal Canada io decido che Venezia è la città che voglio visitare. I beni che mi aspetto di trovare devono essere salvaguardati, devono essere raccontati, devono essere anche esposti in un modo coerente. Da qui mi riaggancio anche al restauro delle quadrerie di Palazzo Ducale, esatto, che abbiamo sostenuto noi come associazione. Sì, spero sia il video sia arrivato. Sì, sì. È un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché abbiamo sollevato i musei civici e quindi Palazzo Ducale del costo di un restauro di 4 sale che saranno poi completate a settembre, grazie ai nostri tanti piccoli e grandi mecenati, degli sponsor ovviamente, come è giusto che sia, che hanno valorizzato un bene aperto a tutti, per primi i veneziani, che mi auguro vedano presto anche queste sale completamente ristrutturate e restaurate e così beneficiarne, senza dover però in questo modo togliere fondi o soldi, perché poi alla fine si torna sempre lì, è quello che fa girare il mercato da altre esigenze che il territorio necessita. Allora, mi fa piacere che abbia detto questo l'architetto, perché è una cosa molto importante. L'architetto Bombassei ha detto: noi troviamo sponsor che credono, privati, che quell'oggetto lo veramente valorizzano, che poi è un bene di tutta la comunità. È quello che voi fate anche come sindaci. In questo caso cercate anche voi, chi più, chi meno, in base al territorio dove amministrate, di cercare di inserire anche questa cultura. L'arte, una cosa era molto più difficile da trovare, invece adesso vedo anche nelle chiese questi organi meravigliosi, questa voglia di far capire che anche nel più piccolo paese sperduto c'è qualcosa di interessante e di unico. Cosa dice il sindaco Piton? Sì, grazie dell'invito a tutti i telespettatori e anche all'architetto Bombassei. Guardi, io se posso fare una piccola premessa, io sarei per far pagare l'ingresso in Italia, proprio pagherei la tassa per visitare l'Italia, si arriva in pullman, si arriva in aereo, quando metti il piede nel suolo italiano pagare una tassa. È così una proposta che sarà assai difficile, ma questo è per dire che viviamo su un paese che è straordinariamente bello, che è ricco di storia, di cultura, di arte, in una maniera straordinariamente bella. Se pensiamo a Venezia, è un museo, ovunque tu vada è un museo a cielo aperto. Se andiamo in questo caso, come mi ha chiesto lei, nei comuni, a dirle a Meduna che siamo veramente orgogliosi. Il sottoscritto ha fatto molte promozioni del territorio, anche turistiche, soprattutto turistiche, perché si vive di cultura, altro che no, si vive di lavoro, di storia e di cultura. Con quello che abbiamo. Pensi che noi a Meduna, oltre il palazzo municipale inaugurato nel 1447 dai nobili Michiel, che era una delle 12 famiglie veneziane importanti, tant'è che ha avuto nel corso della storia ben 3 dogi, e all'interno della nostra chiesa inaugurata nel 1545 abbiamo 2 opere del Tintoretto straordinarie. Quindi vede, su un paese di confine piccolino italiano
3000 anime come Meduna, abbiamo una storia che è qualcosa di straordinariamente bella che bisogna comunque far conoscere, perché anche le periferie al di fuori di Venezia, che ci mancherebbe altro, abbiamo tanto territorio e tante cose da far vedere. Abbiamo Sebastiano da Abano. Ciao Sebastiano, prego. Buongiorno signor Menella. Buongiorno. Buongiorno. Io sono del parere che non bisogna far pagare i turisti per venire in Italia. Io sono del parere, siccome allora quando sono stati i giochi Superenalotto, i Grazie e Vinci, tutte queste cose che si gioca, gli diceva che una parte di quei soldi doveva andare alle opere pubbliche, a tutti i monumenti e tutto. Ora tutti questi soldi che dicevano da tutte queste ricevitorie di Grazie e Vinci, Superenalotto, tutti questi giochi, come mai dopo alla fine non hanno mai soldi per restaurare i monumenti pubblici, visto che una parte doveva andare lì? E non mi possono dire che soldi non ce n'è, perché se noi vediamo quanta gente gioca a Superenalotto, Grazie e Vinci, sono miliardi e miliardi al giorno che si prende lo Stato senza spendere un granché. Ora io voglio capire, tutti questi soldi vanno a finire veramente alle opere pubbliche o vanno a finire nelle tasche dello Stato senza fare nulla? La ringrazio signora Minella e buongiorno. Vuole rispondere Sindaco Pittoni, Sì, lei che guardi, fa parte anche di un partito importante, Fratelli d'Italia, in questo momento che è al governo? Guardi, io dico in maniera, lo ripeto, io invece sarei proprio per far pagare, al di là che lo Stato dovrebbe investire di più, sicuramente di più per la salvaguardia, per quello che è il turismo e per quello che è appunto la cultura in se stesso, però dobbiamo vederla da un'altra parte. Se noi siamo italiani, viviamo il territorio, ormai passare davanti una cattedrale piuttosto che un palazzo ducale storico magari non ci accorgiamo niente. Il turista, chi viene dall'estero, invece viene appunto per queste cose qua. Io invece sarei appunto per far pagare. L'ho detto, quando metti il piede sul territorio, magari €1, pensiamo ai milioni di turisti che arrivano, ma questi soldi che comunque siano sicuramente destinati a queste cose qua. Poi è vero, dovremmo un po' tutti impegnarci di più, questo sì. Allora andiamo a vedere questo bellissimo video che ci ha mandato l'architetto Bombassei, la quadreria di Palazzo Ducale. Andiamo a vedere, poi lo commentiamo con l'architetto Bombassei.
Intanto architetto Bombassei, grazie per questo meraviglioso video, veramente a rimanere, diceva il sindaco Piton, a bocca aperta di più la bellezza, questa bellezza che veramente traspare in tutto il suo io. Prego architetto. Il frutto del lavoro degli ultimi anni sono delle stanze particolari di Palazzo Ducale, perché come tutti sapete Palazzo Ducale è molto ricco nelle sue decorazioni delle sale, mentre in queste 3 sale si chiama quadreria proprio perché ci sono delle pareti tra virgolette libere con dei tessuti, dei cuoi, su cui però vengono appoggiati, davanti alle quali vengono appoggiati dei quadri. Quindi a differenza delle solite decorazioni, delle ricchissime e bellissime decorazioni di tutto il resto del palazzo, queste sono sale in cui si possono esporre quadri della collezione del Ducale, ma anche dei prestiti che vengono fatti dall'estero, da italiani, da stranieri. Quindi questo è un altro tema interessante da sviluppare e da conoscere, perché spesso si sottovaluta anche la generosità di tanta gente nei confronti di Venezia e del suo territorio, ma ci sono delle opere che sono prestate, per esempio ai civici, per poter essere viste da tutto quello che è il pubblico di tutto il mondo. Quindi dopo un lavoro estremamente di dettaglio con artigiani e artisti, mi verrebbe da dire, locali, siamo riusciti appunto a riaprire le sale nell'assetto che avete visto nel video. Siamo particolarmente orgogliosi perché è un lavoro che è durato tanto, che è costato anche tanto, ma grazie appunto ai nostri contributi e amici dell'associazione siamo riusciti a coprire praticamente interamente come costi, con la possibilità adesso di poter affrontare altri e nuovi progetti. Quello che verrà traspare, architetto Bombassei, è questo privato, anche straniero, che investe perché ci crede nell'investimento, un investimento che sarà nel futuro, che sarà anche per le prossime generazioni, perché le prossime generazioni avranno la possibilità di ammirare, di vedere queste meraviglie grazie a questi veramente imprenditori, perché quasi sempre sono imprenditori che veramente ci credono e investono, anche se sono stranieri, investono nella nostra città, nella nostra cultura e nella nostra arte. Prego Bombassei, merito anche vostro però, perché va detto, cioè, è inutile nascondere, lei è bravissimo, ecco, io veramente la ringrazio perché è un lavoro che fate dietro le quinte, ma è un merito che vi dobbiamo e dobbiamo sempre dirvi grazie a queste fondazioni che sono importantissime, che non guardano il territorio, guardano al mondo per far capire cosa abbiamo di meraviglia nel nostro territorio, che tutti ci invidiano, tanto è vero che i nostri quadri sono nel mondo dappertutto. O sbaglio architetto? È assolutamente così. Tra l'altro il mio lavoro, il lavoro quello della nostra di Venice International Foundation, è chiaramente un po' dietro le quinte, perché il nostro lavoro è quello di raccogliere chi ha la volontà di aiutare Venezia ma magari non sa bene come farlo, perché spesso l'interlocutore pubblico non può ricevere o è complesso, deve passare attraverso passaggi infiniti, mentre un'associazione è molto più dinamica e più svelta nel poter gestire magari dei fondi, piccoli o grandi che siano, quindi del singolo, del privato, del signore australiano che è venuto a Venezia e ne ha un ricordo meraviglioso, così come invece della società che ha fatto degli investimenti sul nostro territorio e vuole in qualche modo ringraziare attraverso una piccola o grande donazione. Il nostro ruolo, ripeto, è quello di mediare, di far dialogare magari figure che hanno una modalità di linguaggio diverso, quindi siamo degli intermediari privilegiati che permettono appunto di convogliare fondi, convogliare possibilità in più per la città. È molto importante, e questo lo chiedo al sindaco Piton, visto che rappresenta un grande partito che adesso è il governo Fratelli d'Italia, una donna che sta cercando di dare anche delle risposte, ma quei nemici che ha in casa non so se ce la farà, questo lo dico io, Piton non lo dice lei, ma soprattutto capire che non si possono chiudere i musei alle 17 di sera a Venezia. Non si può capire come mai non c'è un treno dopo mezzanotte né che va né che viene. Stiamo parlando di una Venezia nel mondo, ma ci rendiamo conto? Ma di cosa stiamo parlando? Avete visto cosa riescono a fare, ecco, ad esempio l'architetto Bombassei nel mondo, e noi alle 5 chiudiamo, alle mezzanotte non riesci più a rientrare se non sei con la tua macchina perché non c'è nessun treno che ti porta, che va e che viene. Ma quali Frecciarossa? Ma di cosa stiamo parlando
qui. Lei ride, Piton, mi viene da piangere, altro che da rida. Prego, Piton. È un sorriso un po' sarcastico. Beh, l'architetto Bombassei si percepisce l'animo veneto, no? Il volontariato e l'amore per il proprio territorio. Quello che fanno è straordinariamente bello e importante, ci mancherebbe. Per fortuna che ci sono, e ringrazio anch'io per quel piccolo per quel poco che può contare. Beh, non solo comunque l'orario dei musei, che sono importanti, perché se pensiamo alle lunghe code e poi magari l'ultimo arriva là e si trova anche il sportello chiuso, ma sono anche quelli che sono i servizi, i trasporti, che sono importantissimi, perché appunto abbiamo una cultura ricca, abbiamo straordinaria a far vedere, ma dobbiamo anche servire il turista in questo modo. Io così la butto là per quel poco che posso contare. Io farei in questa maniera, do un segnale anche a chi mi ascolta del mio partito che rappresento, coinvolgiamo le scuole, le università, le scuole, i giovani dei licei in questo. Magari si prestano anche volontariamente dando qualcosa in contributo a questi ragazzi qua, nel gestire, di Sindaco, ma perché dobbiamo sempre mettere in mezzo il volontariato e noi invece di dare lavoro a queste persone preparate che abbiamo? Parlo dei beni culturali o sbaglio? Architetto Bombassei, cosa dice? Dare lavoro a questi giovani, che sono tanti, ne abbiamo avuto l'esempio questa mattina, creare posti di lavoro proprio con l'arte e la cultura. Prego. Ma a proposito di questo, per esempio, noi stiamo creando delle borse di studio, perché per esempio per il microscopio digitale che abbiamo regalato alle gallerie dell'Accademia, ed è uno strumento assolutamente innovativo ed è il primo strumento tecnologico di questo genere che è in mano a un museo pubblico. Il problema è che appunto non ci sono i tecnici, ci sono adesso i tecnici attuali, ma non c'è il futuro, non ci sono i tecnici che a seguito potranno andare avanti a utilizzarlo e a ottimizzare i risultati che una cosa del genere può portare per esempio al restauro. E quindi proprio per questo noi sopperiamo a questa carenza creando delle borse di studio, però come diceva lei sono borse di studio di un'associazione privata, quindi oggi l'associazione privata c'è, ma non so se ci saremo, mi auguro di sì ovviamente, domani, quindi secondo me questo è un aspetto che va affrontato e va valutato in modo estremamente preciso e puntuale, perché le competenze e le possibilità che potenzialmente possono avere i giovani e i non giovani, nel senso che ci sono anche delle persone oltre i 30 anni, non sono più gli studenti ventenni che devono fare l'esperienza durante l'università, ma anche dei tecnici già formati che hanno delle difficoltà a trovare sbocchi in questo senso dal punto di vista del pubblico. E non si può sempre sopperire con il nostro lavoro. Adesso questo magari dobbiamo dirlo, sarà, architetto. Favore, bravo ma... architetto, dobbiamo dirlo, qualcuno ci deve pensare, la politica che ci deve fare, la formazione che è importantissima. Noi abbiamo questi meravigliosi ragazzi, guardate che ci sono, che vanno all'estero, poi non riescono ad avere risposte, ecco, al titolo di studio che loro hanno, non ce la fanno. Risposte, mi scusi se la interrompo, le risposte potenzialmente ci sono, nel senso che ci sarebbero gli spazi e proprio gli strumenti, le macchine, appunto i microscopi da poter utilizzare, ma non c'è un'organizzazione dietro e una disponibilità economica per assumere delle ricerche. Quindi questo secondo me è un grosso limite che abbiamo, ma lo dico da persona che è italiana e quindi non solo da presidente dell'associazione, ma vedo e mi confronto con spazi pubblici, spazi tecnici che devono fare ricerche, che hanno veramente delle grosse difficoltà a poter in qualche modo avviare al lavoro determinate figure che sarebbero sul mercato ma che non sono sostenibili per quel tipo di ente.
E qui lascio chiaramente la parola a chi ha quel ruolo lì, nel senso che io non sono un politico e quindi non posso esprimermi nel merito, però esprimo quello che è la vita che mi trovo davanti e con cui noi associati ci confrontiamo. Però lei ha detto una cosa importante, ha dato delle idee costruttive, ad esempio le borse di studio, ecco, veramente un passaggio molto importante. Ecco, qua la politica dovrebbe creare questo, non il privato, anche il privato, ma non solo il privato, dovrebbe essere la politica che incentiva, visto che ci chiamano il bel paese, perché abbiamo queste opere d'arte da nord a sud, a est a ovest, vai nei paesi più sconosciuti, apri una chiesa e rimani con la bocca aperta. Il problema è che quella chiesa è sempre chiusa e io non riesco a arrivarci perché non la conosco, perché la promozione non esiste, è fatta male, il marketing, o c'è poco. Piton, questo partito deve darsi da fare, perché da fare ce n'è tantissimo e avete anche delle persone alle quali rivolgervi se qualcuno non sa, che loro vi possono dare il là per capire quale indirizzo prendere, o sbaglio? Beh, assolutamente concordo pienamente con quello che ha detto l'architetto. Ha citato l'esempio del microfono che ha donato, ma penso a dei macchinari. No, il microfono. No, dei macchinari per fare delle operazioni chirurgiche alla cornea degli occhi, arrivati degli ospedali, però non ci sono i medici attrezzati, formati per poterle usare. Ho fatto un esempio e ce ne sono tantissimi in questo paese. Noi, perché io comunque sono un amministratore, nel mio paese le borse di studio le do ai ragazzi, quelli che escono dai studi con meritevoli, diamo dei soldini in maniera tale che possono investire in qualcosa di utile. Cerchiamo di premiare anche i sportivi che meritevoli di questo, quindi cerchiamo di indicare e di dare un po' di stimoli a questi ragazzi. Dopo il resto chiaramente deve farlo lo Stato, e ci sono veramente tanti arretrati da cui bisogna cercare di portarsi avanti. In effetti andiamo a Bassano, adesso andiamo a vedere questo ossario chiuso, andiamo a vedere, poi lo commentiamo. In una Bassano con la testa già in vacanza e spaccata letteralmente in due dai lavori del Ponte Nuovo, arriva un'altra novità che riguarda ancora una volta il Tempio Ossario. Venite con noi, venite a vedere il cartello che è comparso proprio in queste ore sul portone di questo importante monumento bassanese, una cosa che non ci si aspettava, ma ve la facciamo vedere. Ecco qua, praticamente il Tempio Ossario chiude per ferie, cambiano tutti gli orari, vediamoli da vicino questi nuovi orari, questa sorta di chiusura per ferie. Allora, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17, dal lunedì al venerdì, in teoria, poi 10, 12, 15, 18 di sabato, domenica sempre chiuso, ma vediamo che se sabato 1 luglio era aperto, da lunedì 3 a venerdì 7 era chiuso, poi sabato 8 luglio aperto, lunedì 10 luglio chiuso, martedì 11 luglio chiuso. È tutto uno stilicidio di chiusure e aperture che potrebbero mettere in difficoltà le persone che possono aver voglia, che possono aver piacere di venire a visitare questo monumento. E noi ci chiediamo che cosa troveranno i turisti, che cosa troveranno le persone che magari avrebbero piacere di venire a vedere questo monumento, magari prima di salire a Cima Grappa, prima di salire ad Asiago per vedere il sacrario dell'altopiano dei 7 comuni, e chiediamo a chi di dovere il perché di questo cartello, se è giusto, se è normale una cosa del genere. Poi vi faremo sapere come andrà a finire. Allora, il turista arriva perché è in ferie, ma anche noi siamo in ferie. Il turista può essere anche il turista italiano, non solo straniero. Vado a vedere la storia, le radici. Pensate, questo Tempio dell'Ossario, questi giovani morti per la patria, chiuso per ferie.
Cioè, capisce Pitton che non ci siamo proprio, ma proprio non ci siamo. La politica ha fatto dei passi indietro giganteschi. Guardate che non stiamo andando avanti, Pitton, stiamo tornando indietro. Cosa dice architetto Bombassei? Chiuso per ferie nel momento delle ferie. No, questo è il massimo dei massimi. Prego, architetto. Beh, chiaramente è una considerazione che per me è molto difficile da fare sulla correttezza o meno di come si muovono questo tipo di enti. È chiaro che più si dà la possibilità alla gente di scoprire Venezia, in questo caso il territorio, come abbiamo visto nel filmato, o i Tintoretto di cui parlava il sindaco, che anche il suo piccolo comune ha, e quindi mi immagino quanta gente potenzialmente vorrebbe andare a vederli, più si offre, più si torna indietro, quindi comunque c'è una ricaduta su tutto quello che è poi i benefici che un territorio può avere. Quindi secondo me investire sull'arte è, essendo uno dei principali cardini su cui l'Italia può puntare, è fondamentale anche e soprattutto per tutto il resto, per poi girare magari tutti i benefici o tutto quello che ne deriva come ricchezza anche su problematiche simili a quelle che abbiamo sentito nelle telefonate dei suoi ascoltatori precedenti. Possono essere poi ridistribuite in un altro modo, non necessariamente sempre solo sull'arte. Sì, ma è uno dei modi, perché come lei ha ben detto, io gli ospiti ne ho tanti, si parlano di tante cose, il problema è agire, il fare, non il dire, il fare, credere nel fare. Ecco, una volta può essere l'arte, una volta può essere la sanità, una volta può essere la scuola, ma abbiamo bisogno di fare, non di sentire o di dire basta, dovete fare, Pitton. Sì, una volta... Prego, architetto. Mi interrompo. Così, sull'entusiasmo del fare, come dice lei, io aggiungerei del fare insieme. Ecco. Nel senso che insieme ci possono essere molti stimoli che magari il pubblico ha difficoltà a intercettare, perché è occupato giustamente su tante problematiche molto eterogenee. Invece il fare insieme alle associazioni, alle fondazioni, alla gente, ai privati, c'è l'opportunità, secondo me, di valorizzare maggiormente i risultati. Allora, fare insieme è una bella, sarebbe anche una sfida bellissima, fare squadra, fare insieme. Ecco, io chiamo l'architetto Bombassei, mi faccio aiutare perché ha le idee più chiare del mio, io non sono capace di fare questo, ma ho una squadra che mi può aiutare. Ma perché non si fa questo, Pitton? Ha sentito cosa ha detto l'architetto Bombassei? Si può fare, facciamolo insieme, troviamo le risorse che ci sono. Non è possibile che ci siano solo le Olimpiadi in questa Italia, ormai si sente parlare solo di milioni per le Olimpiadi, cioè vogliamo fare qualcos'altro oltre alle Olimpiadi che dureranno 15 giorni e poi chissà cosa succederà, Pitton? Beh, l'architetto Bombassei credo che la lingua veneta se la ricordi bene. Io ho così un detto un po' inventato da me a Meduna: far da sol se fa prima, ma far squadra se fa più strada. No? È importante, lo dico spesso nel mio paese, fare comunità è importantissimo. Questo perché comunque quando hai un progetto lo distribuisci un po', tutti vengono fuori proposte importanti, interessanti, poi c'è chi ha l'idea, magari c'è chi ha anche i soldini, c'è chi ha la voglia, però dietro comunque deve essere la parte amministrativa, politica che appoggia questo. Ecco, che deve fare da collame con proposte e iniziative serie. Allora, io leggo quasi tutte le mattine la Costituzione italiana per rinfrescare qualcuno, magari se l'è dimenticata, o anche per farla conoscere a qualcuno che non la conosce. Allora, l'articolo 45 in particolare dice, che siamo arrivati all'articolo 45, la Repubblica riconosce la funzione sociale, Pitton, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e la finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
La Costituzione lo dice, eccolo qua, tra il dire e il fare, come sempre, c'è di mezzo il mare, in questo mare meraviglioso che siamo circondati dai mari, ma siamo anche senza acqua. Andiamo avanti così, prego Pitton, cosa mi dice di questo articolo della Costituzione? Beh, nella Costituzione abbiamo articoli che sono vitali, tra i quali il primo, che è fondata sul lavoro, e purtroppo non è sempre così. Fermo perché abbiamo Carlo da Padova, se no mi cade la linea, ma vuole parlare. Prego Carlo. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i suoi ospiti. Buongiorno. Vorrei dire due cose, no? Siamo 15 anni che siamo alla fame. Io 15 anni fa prendevo 993, l'ultima pensione che sono andato a prendere ho preso 1090, tutto quello che si è cresciuto, siamo alla fame. Seconda cosa, sento dello sviluppo qua e là, sono 50 anni, forse più, che vanno sulle lune. Cosa hanno creato? Cosa hanno fatto andando sulle lune? Cosa hanno portato giù? Cosa? Le caramelle? Si vergognino a sprecare soldi in questo modo e anche in altri modi. La ringrazio Mirella, che ho avuto, la ringrazio tanto. Grazie a te Carlo, sono telefonati che qualcosa hanno portato di buono dalla Luna per fortuna, e grazie abbiamo una tecnologia, ma è merito anche di queste cose che hanno portato dalla Luna, a dire il vero. Però giustamente il cittadino avrebbe bisogno anche di altro, specialmente nella sanità, nella scuola, nei servizi, nei trasporti, la diciamo tutta, è un paese fermo, cioè io parlo di una Venezia che alle 12 a mezzanotte non c'è più nessun treno che va e che viene. Capisce bene Pitton che faccio fatica a capire su che paese vivo, visto che è il più bel paese del mondo. Bombassei, siamo proprio in chiusura, cosa dice, come ci saluta? Beh, innanzitutto ringraziandovi di averci dato visibilità alla nostra associazione, a quello che facciamo. Mi piace molto anche questo confronto con altre realtà che esulano l'arte e che però in qualche modo ne fanno parte. I soggetti dei quadri sono sempre comunque un racconto della vita vera, quindi la vita vera è tanto altro oltre l'arte, ma c'è una specie di circolo per cui ritorna sempre tutto. Quello che voglio dirvi è che a volte la bellezza può compensare magari la tristezza di una pensione non troppo alta, per cui un giro nella quadreria per un veneziano, per un veneto, tra l'altro credo sia gratuito per loro, può essere anche di consolazione in un certo senso a certe difficoltà della vita, quindi mi sento di esortarli in questo senso. Infatti io porterò la disabilità, le fragilità a vedere queste meraviglie che abbiamo. Ottimo. Ecco, il 14 di settembre faremo un bel giro proprio a Venezia e spero di venirvi a trovare, perché hanno diritto, perché loro sono belli, sono le fragilità più belle che abbiamo, sono queste. Se le farà piacere ci sarò anch'io allora. Grazie architetto Bombassei, di cuore, grazie. Confrontare ancora. Grazie. Come ci saluta Pitton veloce, perché siamo in chiusura? Io vi saluto tutti i telespettatori, invito l'architetto Bombassei a venirmi a trovare a Meduna di Livenza, gli farò vedere il palazzo municipale e le parti storiche che abbiamo, e ringrazio per il lavoro che fa, e ringrazio voi tutti i telespettatori. Grazie anche a Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza, primo mandato Fratelli d'Italia. Grazie, la posta di Mirella. L'esuberante canide iniziò subito ad attaccare i due uomini. Morse quello che aveva ferito il padrone e non lasciò il braccio dell'uomo, nonostante i tentativi del criminale di liberarlo. Alla fine, il secondo uomo si avvicinò ed è riuscito a staccare il canide arrabbiato dal suo compagno con un grosso ramo. Felipe rimase ferito. Finalmente liberi, i due criminali scapparono di nuovo nel bosco, lontano dal suono delle sirene della polizia. Felipe si diresse verso il suo padrone caduto, ma Davide era gravemente ferito. Il fedele cane iniziò ad abbaiare per aiutare i poliziotti di rinforzo a raggiungere la loro posizione. Una volta trovati i due agenti feriti, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale più vicino per essere curati.
Purtroppo, però, le ferite di Davide erano troppo gravi e morì. Con la scomparsa del suo conduttore, Felipe cadde in una profonda depressione. Il cane non sapeva cosa fare e non voleva interagire con nessun altro. A causa del suo stato mentale, Felipe fu giudicato non idoneo al servizio e il cucciolo, addolorato, fu affidato alla famiglia di Davide perché potesse vivere il resto della sua vita con le persone che conosceva e amava. Non molto tempo dopo che Felipe fu mandato a vivere con la famiglia di Davide, arrivò il giorno della sepoltura dell'agente di polizia. Tutti i membri della stazione di polizia, insieme alla famiglia di Davide e a Felipe, parteciparono al funerale. Mentre la bara dell'uomo veniva calata nel terreno, Felipe iniziò ad abbaiare e a piagnucolare come se chiedesse al suo padrone di alzarsi e di fargli le coccole di una volta. Purtroppo non era destino. Al termine del funerale, la famiglia di Davide iniziò a dirigersi verso l'auto per tornare a casa. Quando la moglie Elisa si accorse che Felipe era scomparso, andò alla ricerca del cane. Alla fine lo trovò disteso accanto alla tomba di Davide. Elisa cercò di allontanare Felipe dalla tomba, ma nulla di ciò che disse o fece riuscì a far muovere il cane. Alla fine cercò di afferrare il collare del cane per convincerlo ad andare con lei. Tuttavia, quando lo raggiunse, Felipe iniziò a ringhiare. Era chiaro che nessuno sarebbe riuscito a farlo spostare dalla tomba del suo padrone quella notte. Non sapendo cos'altro fare, Elisa lasciò il cane sulla tomba di Davide, credendo di poterlo riprendere il giorno dopo. Tuttavia, il giorno seguente, Felipe era altrettanto determinato a rimanere sulla tomba come la sera prima. Nei giorni successivi, il cane fedele non si mosse dal suo posto. Shelly tornava 2 volte al giorno per assicurarsi che il cane avesse qualcosa da mangiare e da bere, prima di lasciare il cucciolo affranto a fare la guardia al suo padrone perduto. Un giorno, mentre Felipe faceva la guardia al suo padrone defunto, uno degli uomini di Davide della polizia, un uomo di nome Sean, si avvicinò alla tomba per lasciare dei fiori e del cibo per il cane. Ma mentre Sean si trovava davanti alla tomba di Davide, Felipe iniziò improvvisamente a ringhiare. Per la prima volta dopo giorni, il cane si è alzato e si è allontanato dalla tomba, per dirigersi verso 2 voci che il cane sentiva provenire dalla strada. Sean, incuriosito, seguì il cucciolo agitato fino a quando non riuscì a vedere che cosa aveva turbato il cane. Lungo la strada camminavano i 2 uomini che avevano ferito Felipe e Davide. Quando notò i criminali, Felipe entrò subito in azione e morse la gamba di uno degli ignari uomini. L'uomo lanciò un urlo di terrore e cadde sul marciapiede, dove il cane furioso riuscì a tenerlo bloccato con la minaccia di mordergli il collo. Il secondo criminale ha cercato di scappare, ma è stato subito fermato da Sean, che è riuscito a sottometterlo e ad ammanettarlo. In breve tempo, i 2 criminali sono stati arrestati e portati alla stazione di polizia. Felipe, invece, tornò alla tomba di Davide. Il cane emise un ultimo, piccolo mugolio, prima di allontanarsi e tornare da Sean. Sembrava che il cucciolo avesse mantenuto la promessa di catturare gli uomini che avevano tolto la vita a Davide. Con i criminali al sicuro dietro le sbarre, Felipe visse il resto della sua vita con Elisa, accontentandosi di visitare la tomba di Davide di tanto in tanto, invece di rimanere lì tutto il giorno e la notte. Grazie a questo cane straordinario, 2 pericolosi criminali sono stati messi dietro le sbarre e il poliziotto ha potuto riposare in pace. Fateci sapere cosa ne pensate di questa storia nei commenti qui sotto. Possiamo dare a questo cane fedele 11.000 like?